Non so se l'avete notato, ma io quando sono salito sul palco, siccome non pago le bollette, camminavo circa 10 centimetri dal livello del suolo. Non sembrava, perché lo so nascondere molto bene, però è quello che succede, perché quando tu sei... Li utilizzavo per comprare parecchie cose. Nella mia vita ho posseduto 32 autovetture, un bel numero, ok? 22 motociclette. Okay. E poi tutta un'altra serie di piccoli accessori che servono a rendere più gradevole la vita, 30 computer, 45 cellulari, mi sono fumato circa 6.800 pacchetti di sigarette, insomma diciamo che soffrivo di una certa patologia piuttosto diffusa, si chiama vizio del consumo e di cui io sono stato un esponente eminente. E quindi questo passato glorioso ha fatto di me un vero e proprio supereroe del consumo. Cioè ciò che veramente... Quindi se voi ci pensate, c'è un momento nella storia dell'umanità dove hanno messo intorno ad un tavolo 1000 scienziati. Pensate, 1000 scienziati. Questo è successo tanti anni fa. Hanno messo intorno al tavolo 1000 scienziati per tirare fuori l'idea del secolo. Lo sapete come si chiamava questa riunione? Qualcuno ne ha mai sentito parlare? 1000 scienziati attorno a un tavolo che potevano fare cose incredibili e invece cosa gli hanno fatto fare? Si chiamava Progetto Manhattan, la progettazione, la messa in opera della bomba atomica. Ok? Quindi il vostro contatore è così? Come? E com'è? Come? È come quello, scommetto. Ottimo. E quindi non è più così. E la mia domanda è: dov'è il vostro contatore? Strano. Non so se... Gentili amici, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Questa sera abbiamo con noi un gradito ospite, Alessandro Ronca. Mi fa piacere vedervi numerosi. Mi è piaciuto il discorso dell'orto autoirrigante, soprattutto pensando a chi magari vuol farsi l'orto sul terrazzo, l'orto sul tetto, per cui siamo già uno step più avanti in casa. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, bentrovati. Grazie Francesca intanto di questo graditissimo invito. Sono veramente molto contento di essere questa sera qui in questa bella cittadina, anche perché non distante da qui, mi sembra a Limana, ho aiutato 2 giovani ragazzi a rendersi autosufficienti, quindi capisco anche che in Veneto c'è un grosso fermento ed è una cosa molto interessante, perché non tutte le regioni hanno così risposto a questi momenti particolari che questi ultimi anni ci hanno regalato, diciamo così, e quindi mi fa molto piacere tornare in Veneto, dove vengo sempre con grande piacere, oltre che avere dei splendidi e buonissimi vini da poter gustare. Quindi, detto questo, vado a iniziare e cercherò di esporre le mie esperienze riguardo all'aspetto energetico, che è stata diciamo una mia fissazione, mettiamola così, negli ultimi 17 anni della mia vita, ma che poi ha cominciato a conoscere e a sviluppare incontri che mi hanno aperto gli occhi su tantissimi altri aspetti. Però prima di dire questo, quello che ho fatto e quello che sto facendo, vorrei dirvi qualche parola da dove provengo, perché spesso e volentieri le persone mi chiedono: ma sì, ma come mai ti sei occupato di questa cosa? Da dove nasce quest'idea o questa così passione, che potrei definire più come tale? Allora,
Come molti di noi in Occidente, ho passato i primi 40 anni della mia vita a garantirmi l'autosufficienza facendo tutto quello che normalmente si è abituati a fare, così come ci viene proposto e suggerito sin da quando siamo bambini. Almeno a me è capitato così. E quindi tutto quello che facevo, il mio lavoro, la mia vita, le mie passioni, i miei hobby, erano vissute in totale disinteresse di quale conseguenza queste azioni potessero portare. E quindi, come tutti, penso, come ottenevo fino a qualche anno fa tutte le mie energie? Ovviamente lavorando. Lavoravo parecchio e avevo anche un lavoro bellissimo, anzi più di uno, e con tutti questi proventi che raccoglievo dal mio lavoro compravo cose, perché oltre a essere necessari al mio sostentamento e alla mia autosufficienza, cioè a far sì che io avessi da mangiare, da dormire, un tetto, il calore, la possibilità di spostarmi, poi mi ero fatto prendere un po' così dalla mano, nel senso che coloro i quali, i pubblicitari, non so se li conoscete, ci ronzano intorno sin da quando siamo bambini, sono veramente abilissimi nel stimolare e nel stuzzicare le nostre desideri, le nostre ambizioni. E così, con questi denari, ho comprato parecchie cose. Questo per dirvi che non sono sempre stato un buon samaritano dell'energia rinnovabile, come magari oggi sono qui con voi a parlare, ma che vengo assolutamente dal basso, ovvero da ciò che normalmente si fa in questo mondo, in una maniera leggermente più stravagante. Infatti questi miei proventi derivanti dal mio lavoro li utilizzavo per comprare parecchie cose. Nella mia vita ho posseduto 32 autovetture, un bel numero, ok? 22 motociclette, ok? E poi tutta un'altra serie di piccoli accessori che servono a rendere più gradevole la vita, 30 computer, 45 cellulari, mi sono fumato circa 6.800 pacchetti di sigarette, insomma, diciamo che soffrivo di una certa patologia piuttosto diffusa, si chiama vizio del consumo, e di cui io sono stato un esponente eminente. E quindi questo passato glorioso ha fatto di me un vero e proprio supereroe del consumo, cioè ciò che veramente il sistema desidera più di ogni altra cosa, cioè una persona sempre pronta e desiderosa ad acquistare l'ultima novità, l'ultima tecnologia, l'ultimo mezzo, la cosa che in qualche maniera è all'avanguardia. E questa cosa chiaramente ha avuto delle conseguenze, in qualche maniera per me ignorate, perché fino a un certo punto questa cosa mi sembrava normale, anzi normalmente quello che mi accadeva è che siccome avevo pochissimo tempo per godermi queste cose poi realmente non le ho potute mai neanche godere in maniera completa, e quindi l'idea che quella cosa già fosse vecchia, perché la capacità dei pubblicitari è proprio quella di far diventare subito vecchio quella cosa che tu hai appena ottenuto, immediatamente passa di moda oppure in qualche maniera viene sostituita dalla tecnologia più veloce, più grande, più chiara, tutta questa cosa diventa una sorta di ossessione, una patologia, mettiamola così. Una patologia che chiaramente a un certo punto potrebbe portare a qualche cosa. E certo, diciamo che questa patologia non porta da nessuna parte, nel senso che tu rimani sempre lì fermo su questa ruota, hai sempre voglia di correre, sempre raggiungere qualche cosa che di fatto non arriva mai, e sempre oltretutto impegnato a soddisfare sempre nuovi bisogni, perché a un certo punto ti sembra che non ti basti mai, e quindi questa corsa a un certo punto ti sembra impossibile scendere. Ma quando è il momento buono che posso scendere? Immaginate anche a quei poveri criceti che ancora oggi non si passano l'informazione e sono in quei negozi e corrono sempre su quella rotellina senza che in qualche maniera si vada da nessuna parte.
E questo purtroppo, quello che sta accadendo è che queste persone oggi, con queste nuove tecnologie, con questi nuovi strumenti, hanno ottenuto dei risultati ancora più soddisfacenti, perché questa capacità, questa sorta di incantesimo, questo flauto magico che ci viene risuonato ogni giorno nelle nostre orecchie, alla fine ci sembra normale fare cose che forse così normale non sono. E il denaro è sempre là in mezzo. Cioè il denaro è quel mezzo che serve per procurarsi anche l'energia. Abbiamo bisogno di energia? Basta pagare e l'energia arriva. Ho bisogno di acqua? Basta pagare e l'acqua arriva. Diciamo che il libro che ho scritto, Vivere senza bollette, se fosse uscito 150 anni fa si sarebbero fatti tutti una risata, perché 150 anni fa le bollette non le pagava nessuno. Eravamo tutti autonomi, eravamo tutti autosufficienti e improvvisamente in questi ultimi 150 anni, invece che andare avanti, abbiamo dovuto delegare ad uno strumento quelle cose che invece 150 anni fa erano la normalità. Non c'era niente di strano a prodursi il cibo che si consumava. Non c'era niente di strano a andarsi a tagliare la legna per scaldarsi. Non c'era niente di strano nel saper essere capaci di costruirsi magari la propria casa. Se noi guardiamo oggi in un villaggio in Amazzonia, oggi noi siamo nell'era della specializzazione, nell'era dell'iperspecializzazione. Oggi per fare qualsiasi cosa occorre uno specialista, cosa che invece qualche anno fa, non tantissimi, non era assolutamente necessario. Ciascuno aveva le competenze sufficienti a provvedere alla propria autosufficienza. E questo è un fattore purtroppo che non può essere superato, nel senso che se vogliamo o immaginiamo o sentiamo questo disagio nell'essere completamente dipendenti dal denaro, probabilmente dovremo fare un piccolo passo indietro specifico. Non è che dobbiamo tornare indietro, perché tutto ciò che la modernità, il progresso, il petrolio ci ha regalato non sono cose tutte da buttare nel secchio. Certo è che ce l'hanno regalate a caro prezzo, nel senso che oggi noi, per quanto siamo liberi in teoria, in una democrazia in teoria, però siamo sempre costantemente dipendenti dal denaro. Per ottenere qualsiasi cosa, se usciamo senza portafoglio, ci sentiamo perduti. E quindi l'idea che a un certo punto mi è venuta è stata quella di dire: ma tutto questo denaro, ma possibile che non ci sia un'altra soluzione? Anche perché sin da bambino, siccome tutto intorno vedevo a me che l'obiettivo fondamentale era trovare questo denaro, continuavo a scervellarmi su come poterlo guadagnare. E quindi stratagemmi, azioni, piccole imprese, piccole cose di vendita con gli amici, allora ti trovo questo, allora questo lo porto io, mi davo sempre molto da fare su questa cosa. A un certo punto però, dopo aver consumato un bel po' di denaro e un bel po' di risorse di questo pianeta, appunto divenendone un vero e proprio supereroe, ho cominciato a sentire un disagio che sicuramente tutti di voi e ciascuno sente in maniera differente, ma c'è sempre una vocina sotto che ti rende non completamente soddisfatto, c'è qualcosa che non va. E nella ricerca di questa opacità ho cominciato a pensare: ma immaginiamo se noi mettessimo tutta questa forza, questa energia che noi mettiamo nel cercare, nel produrre denaro, se noi la applicassimo con tutte queste menti, con tutti questi cervelli, in qualche cosa per sviluppare tecnologie, sistemi e processi che ne riducano l'esigenza. Cioè, non che il denaro non serva, ma
Pensa che roba fantastica se io avessi un'azienda o se io cominciassi a pensare a qualche cosa che invece che continuamente aver bisogno di essere comprata per alimentarsi, perché guarda caso oggi noi viviamo in questa società, si chiama società del consumo, sono messaggi molto chiari che ci danno da parecchi tempi. Il consumo, bisogna aumentare il consumo. Come bisogna aumentare il consumo? Ma forse non sarà venuto il momento di consolidare la nostra società, di mettere a frutto tutto questo sviluppo, tutta questa intelligenza che noi abbiamo nel cercare di produrre qualche cosa che invece il denaro lo utilizzi, ma magari una sola volta, al massimo 2. Cioè cercare di investire, di utilizzare questo strumento che sicuramente può avere le sue utilità, ma non oggi, domani, dopodomani, perché io domani ho bisogno dell'energia elettrica, poi arriva la bolletta e poi mi arriva quest'altro e poi ho bisogno dell'acqua e poi devo andare in giro. Come potremmo sovvertire tutto questo? Quindi, se voi ci pensate, c'è un momento nella storia dell'umanità dove hanno messo intorno ad un tavolo 1000 scienziati. Pensate, 1000 scienziati. Questo è successo tanti anni fa. Hanno messo intorno al tavolo 1000 scienziati per tirare fuori l'idea del secolo. Lo sapete come si chiamava questa riunione? Qualcuno ne ha mai sentito parlare? 1000 scienziati attorno a un tavolo che potevano fare cose incredibili e invece cosa gli hanno fatto fare? Si chiamava Progetto Manhattan. La progettazione, la messa in opera della bomba atomica. Ok? Quindi noi abbiamo intelligenza e capacità per spiazzare, per fare cose incredibili, ma utilizziamo in maniera assolutamente folle. Cosa potrebbe oggi, con i mezzi, con gli strumenti tecnologici che abbiamo, con l'informatica, col collegamento che noi abbiamo a velocità ipergalattiche, mettere insieme se tutti decidessero improvvisamente di mettere a regime questa conoscenza per migliorare la vita degli altri, non semplicemente la propria. Perché se noi migliorassimo la vita di tutti, tutti starebbero meglio. Ma quel momento per scendere dalla ruota del criceto sembra non arrivare mai. E allora, siccome questa cosa mi sembrava una bella idea, ho cominciato a dire, ma forse devo iniziare a fare io qualcosa. Perché se inizio io, magari qualcuno lo vede e magari saremo in 2, magari saremo in 3, saremo in 4. E piano piano quest'idea del tornare a essere padrone della mia indipendenza, della mia autosufficienza, ha cominciato a contaminare tante persone e soprattutto mi ha dato una cosa che non apprezzo, che nessun denaro riusciva mai a comprare: la mia libertà, la mia felicità. Non so se l'avete notato, ma io quando sono salito sul palco, siccome non pago le bollette, camminavo circa 10 centimetri dal livello del suolo. Non sembrava, perché lo so nascondere molto bene, però è quello che succede, perché quando tu sei autonomo ti si legge in faccia, non c'è bisogno che tu te ne vanti con gli altri, basta semplicemente guardarti in faccia. E questo è proprio quello che è successo. A un certo punto ho capito che se io riduco l'esigenza del denaro, e se tutti lo facessimo per sbaglio, noi potremmo avere un sacco di tempo. Perché se tu non hai bisogno di tanto denaro e gli elementi essenziali di cui hai bisogno per vivere te li autoproduci, ti si libera un sacco di tempo. Il tempo. Come dice Perotti, non so se qualcuno lo conosce, l'unica risorsa non rinnovabile di cui disponiamo. E quindi se ti si libera del tempo, la cosa è piuttosto interessante. E soprattutto perché questo tempo improvvisamente lo puoi dedicare alle cose che veramente sentivi e che tu speri sempre, no, un giorno andrò in pensione e potrò dedicarmi a tutte quelle cose. E poi improvvisamente, quando arriva la pensione, mi fa male la schiena e ho il braccio che non riesco a fare le stesse cose, mi viene il fiatone quando salgo. Bisogna farlo prima. Quindi la mia idea, ovviamente non mi è venuta prestissimo quest'idea, ci ho messo 40 anni, ma a un certo punto mi è arrivata. Quindi l'idea di potersi dedicare maggiormente alle proprie passioni, alla natura, magari alla musica, magari all'amore,
magari ai tuoi figli. E questo ovviamente è stato un regalo che in qualche maniera non si esaurisce mai, perché più tempo liberi nella tua vita e più riesci a occuparti di cose fantastiche e meravigliose, che invece l'ossessione di dover andare a cercare il denaro per poter vivere ovviamente ti toglie la terra sotto i piedi. E quindi a un certo punto ho pensato come fare e come sperimentare. Quindi inizialmente quest'idea e questo progetto è nato per motivi, lo ammetto, egoistici. Cioè, pensavo a star bene io. Cioè, volevo intanto star bene io. Quindi l'idea di costruire, di progettare questo posto è nata con lo spirito di trovare un luogo dove poter vivere in armonia con la natura, il più possibile, con una ridotta esigenza di denaro, non senza, ma cercando di non ridurre eccessivamente il comfort, perché mi sembrava un giusto compromesso. Quindi, se noi la andiamo a analizzare, c'è spesso una parola che forse non viene utilizzata in maniera adeguata, che è efficienza. L'efficienza è una parola che spesso e volentieri sentiamo ripeterci al lavoro. Devi essere più efficiente. E sotto sotto c'è la fregatura, ovvero più efficiente significa che devi lavorare di più con lo stesso stipendio. E quindi noi quando sentiamo la parola efficiente, spesso e volentieri, insomma, non ne siamo proprio entusiasti. Quindi io ho deciso di cambiargli nome, così risulta più digeribile, cioè riduzione senza scomodità. Così già mi suona meglio. E quindi con questa idea della riduzione senza scomodità ho cominciato a immaginare di cosa avevo bisogno e di come avrei potuto procurarmelo il più possibile in autonomia. E questo ha dato vita a questo progetto. E nella mia prima fase di vita, diciamo, quella dello sperpero e del guadagno, ho avuto la possibilità di viaggiare in giro per il mondo e scoprire posti meravigliosi e incredibili, fino a quando ho capito che forse il posto meraviglioso e incredibile ce l'avevo vicino e che soprattutto ho scoperto anche un'altra cosa. A un certo punto pensavo, perché l'idea, viaggiando in giro per il mondo, voglio trovare un posto, un'isola deserta, dove poter fare la mia casa, lontano da tutto, da tutti, in un modo che sia possibile in armonia con la natura. E questa cosa diventa una ricerca spasmodica, perché ma quale potrebbe essere il posto migliore? Ma dove potrei farlo? Ma fino a quando a un certo punto, cominciando un progetto, ovvero il progetto del PER, ho capito che la felicità per ottenerla non serve un posto speciale. La felicità per essere ottenuta basta avercela addosso. Io dico sempre che la felicità è come un trolley. Se tu hai un trolley con le rotelle, ovunque vai, tu stai bene. Io questa sera non potrei essere più felice di essere qui con voi, perché posso raccontare quello che faccio per essere felice ad altre persone. Quindi pensate che meravigliosa felicità possa provare. E quindi questa cosa mi ha fatto capire che semplicemente andando verso un obiettivo che era quello il più possibile di rendermi autosufficiente, di essere il più possibile vicino alla natura, questi due soli elementi, solo il pensiero mi ha cominciato a donare felicità. E quindi quando ho iniziato e ho scelto un posto nelle colline umbre, diciamo in maniera abbastanza casuale, l'unica cosa che veramente mi ha attratto di questo posto è che era in un immenso bosco. Perché un immenso bosco? Perché il pianeta Terra, prima che arrivassero gli uomini, era un immenso bosco. Era un bosco ovunque. Se tu volevi andare da Roma a Londra, attraversavi con una carrozza boschi incontaminati, i famosi banditi di Sherwood, ve lo ricordate? Nelle storie, Robin Hood, si attraversavano boschi sterminati. E quindi vivere dentro un bosco, già quello ti dà un'energia, una felicità incredibile.
E quindi in questo bosco ho trovato 4 pietre, ok? E mettendo in atto uno degli insegnamenti fondamentali della mia adolescenza, che sono stati tappe miliari della mia crescita spirituale. Non so se qualcuno di voi lo ricorda, c'è un film famosissimo che si chiama Karate Kid. Togli la cera, metti la cera. Ecco. Io ho cominciato, togli la pietra, metti la pietra. Togli la pietra, metti la pietra, e mentre toglievo e spostavo le pietre tutto mi sembrava più chiaro. Ovviamente questo obiettivo che mi ero preposto, prefissato, cioè di essere autosufficiente, non aveva delle basi solide, nel senso che non avevo nessuna formazione specifica in questo campo, tant'è che io non ho nessuna formazione specifica. Vi allarma questa cosa? Dice, abbiamo sprecato un pomeriggio, una serata. Okay. Nel senso che io sono un autodidatta al 100%. Siccome a scuola andavo con una certa riluttanza, diciamo che ho capito più tardi le meravigliose cose che si possono imparare dai libri. E quindi solamente in tarda età ho cominciato a leggere. Quindi, siccome non sapevo niente dell'argomento, ho cominciato a studiare. Mentre spostavo le pietre per fare ordine, ho cominciato a leggere. Ho cominciato a leggere 10 libri, mi sembravano interessanti. Ho cominciato a leggere 20, 30, 40, 100, 200. Tant'è che ho dovuto imparare un metodo per leggere più velocemente, perché era talmente tanto quello che bisognava leggere che la velocità con cui ci insegnano a scuola a leggere è assolutamente sconcertante. Quindi un suggerimento che do sempre a tutti: imparate a leggere più velocemente. Esistono delle tecniche eccezionali che vi consentono di leggere con velocità 3, 4, 5 volte più velocemente di quello che fate oggi, il che significa poter imparare a prendere molto più velocemente cose che magari spesso si dice mi è servita una vita per imparare le cose. Beh, io ho cominciato a leggere, però se voi siete qui così numerosi, e mi fa veramente piacere questa sera, è perché forse questa sensazione, questo disagio che vi ho detto già lo avvertite da tempo, però non avete bene idea di dove dirigervi. Perché? Perché in questa società di iperconnessione le informazioni che sono disponibili nel campo dell'autosufficienza sono infinite. È facile trovare tutto e il contrario di tutto. Quello dice che è meglio quello e quello tira l'acqua al suo mulino, no, il fotovoltaico è meglio di quello, il solare termico, la pompa di calore, no, allora metti questo, e poi c'è l'idrogeno, e poi c'è la batteria al sale, e poi c'è quello, insomma, un gran casino, permettetemi la parola. Quindi, per fare luce su questa confusione che ho avuto anch'io, ho usato un metodo. Io sono di origine romana e quindi perdonate se ogni tanto qualche intercalare romano, però per fare chiarezza in tutta questa confusione, perché anche sui libri c'era tutto e il contrario di tutto, quindi anch'io avevo fatica a capire come orientarmi, specificando che non esiste una sola direzione da prendere ma più strade, che questo è chiaramente possibile. Ho deciso di utilizzare il metodo della faccia come il... si capisce? Ovvero, i libri che mi sono sembrati più significativi, che ho letto, e quindi che avevano un autore, ho deciso di andare a citofonare a casa dell'autore. Quindi, il libro che più mi è sembrato interessante, questo mi piace, beh, il signor Uwe Wenck in Germania, vado a casa sua, citofono, buongiorno, ho letto il suo libro, molto bello, molto interessante, ma mi viene un dubbio, a casa sua, queste cose che ha scritto, ci stanno? No,
perché se non ci stanno mi viene il dubbio che quelle cose che lei ha scritto le ha scritte così, tanto per riempire delle pagine. E da quella azione con la faccia come è nata la mia idea. Quindi ho preso tutto il calderone delle mie letture, mi sono fatto questo pellegrinaggio in un anno sabbatico della mia vita e parto. E quindi sono partito con la mia idea senza immaginare se poteva essere giusta, era la mia idea. E questo è quello che anche questa sera vi suggerisco di esplorare, ovvero quella di cui parlerò oggi, e questa sera insomma accennerò alle tanti argomenti che riguardano l'autosufficienza, non è una ricetta universale, è la mia ricetta. Quindi io cercherò di non parlare della mia ricetta, ma di parlare degli ingredienti, perché gli ingredienti possono essere cucinati in varie maniere e a seconda di dove vivete, a seconda del vostro stile di vita, a seconda di quanto è grande la vostra famiglia, a seconda di quello che vi va e non vi va di fare, a seconda se avete mai tagliato un ciocco di legna o non l'avete mai tagliato, esistono varie ricette possibili. Quindi il libro che ho scritto, Vivere senza bollette, è un libro di ingredienti, ma poi serve un po' di fatica, cioè la ricetta la dovete cucinare voi, nel senso che ciascuno deve fare questo sforzo immane di approfondire e di andare ad analizzare i vari ingredienti e lui scegliere la ricetta. Perché se voi sognate di andare dal primo tecnico che incontrate e chiedergli ma mi può fare una casa autosufficiente, e voi secondo voi lui è pronto a fare la vostra casa autosufficiente? No. Lui è pronto a fare prima di tutto gli affari. Poi, se sei fortunato, ci saranno degli effetti collaterali positivi anche sulla tua. Quindi un'operazione che è molto faticosa è quella che ciascuno deve fare uno sforzo di andare ad approfondire, ad occuparsi di campi e aree di cui prima aveva sempre detestato gli elementi. Faccio un caso, tipo l'elettricità. Non mi di niente l'elettricità, non voglio sapere niente perché proprio non ci capisco niente. Cioè, l'acqua, l'acqua, non so proprio, perde, non passa, dove entra, prevalenza, portata, questo tipo di atteggiamento per l'autosufficienza non è contemplato. Nel senso che, lo so che alcune di voi vorranno andare via, però non è contemplato disinteressarsi di tutte le tecnologie di cui avete bisogno. È vero che si può provare e trovare la modalità per ridurne le esigenze e la quantità, però un pochettino ne servono. Quindi se io ho bisogno dell'elettricità non posso soprassedere su questa conoscenza, devo avere una minima idea di come funzionano. Se io ho bisogno dell'acqua calda non posso soprassedere sul sapere magari delle piccole leggi fisiche che a scuola ci hanno fatto tanto odiare, ma che in realtà potrebbero essere utili per capire se uno scaldabagno elettrico è più o meno efficiente magari di una pompa di calore. Quindi se queste domande voi le fate al vostro tecnico, lui risponderà: signore mio, lei non è un tecnico, non può capirle queste cose. Ecco, se un tecnico vi risponde così, la prima cosa che dovete fare, lo mandate fuori dalla porta. Perché non esiste che qualcuno possa proporvi qualche cosa senza sapervi spiegare per filo e per segno come funziona e quali sono i principi che regolano il loro funzionamento. Se questa persona non è in grado di spiegarli e li nasconde dietro un apparente tecnicismo, lui non è la persona che fa per voi. Dovete trovare delle persone che umilmente, e ne esistono, non tantissime, che cercano di mettersi nei vostri panni, ma i panni che volete indossare li dovete chiedere voi, perché se aspettate che lui vi proponga la ricetta magica, probabilmente questa cosa non accadrà. E infatti, quando io ho cominciato a trasformare pietra dopo pietra
questa struttura, che è la stessa, notate le differenze, tipo settimana enigmistica, no? Questa casa, cioè uguale. Okay? Dopo tutto questo lavorare uno aveva un'idea più chiara, ma non definitiva, nel senso che a un certo punto mi sono seduto e ho detto, finalmente, ho finito. Lo guardo e cominciano a venire persone. E dico, ma avevi provato a mettere questa cosa? No, cazzo, questo non l'avevo provato. No, perché guarda che se facevi così e no. E poi arriva un altro e ne arriva ancora, ancora. E quindi ho capito che la mia ricetta non sarebbe finita mai. Ed è per questo che il mio lavoro, il mio desiderio di conoscere e sperimentare non si esaurisce, non è arrivato a un punto fisso. Anzi, oggi sono in una nuova fase che non vi sto adesso qui ad annoiare, qual è? Che è quella della sottrazione tecnologica, si chiama. Togliere tecnologia invece che aggiungere, che è esattamente l'opposto di quello che invece ci vogliono far credere oggi che serva. Aumentiamo smart tutto smart. E infatti smart elegantemente ci smarteranno qualcosa. Quindi a un certo punto, dopo questo lavoro di sposta la pietra, metti la pietra, è nato finalmente il PER, Parco dell'Energia Rinnovabile, che è una struttura completamente autofinanziata purtroppo e che ha una ricetta. Questa è la mia. Quindi contempla efficienza energetica, energia rinnovabile, uso consapevole delle risorse, cioè sapere in tempo reale cosa stai utilizzando ogni istante della mia vita. Io so quanto sta consumando la mia casa ora, quanta acqua sta consumando ora, che temperatura c'è nella mia casa ora, perché questa consapevolezza mi dà la possibilità di intervenire e di sapere se qualcosa sta andando storto, non sta andando nel verso giusto. Essere il più possibile indipendenti, questo 17 anni fa. Cercare di recuperare la manualità, cioè far capire, questo anche io con mio figlio ho una certa difficoltà, che le dita non solo possono fare così, ma possono fare anche così. Quindi sapere recuperare la manualità e saper fare le cose, avere la possibilità di tenerle in mano, in pugno, di dominarle. Se voi avete una casa autosufficiente ma non sapete niente di come è realizzata, non siete autosufficienti, siete semi-autosufficienti, perché se per ogni cosa che va storta dovete alzare il telefono, è finita l'autosufficienza. Quindi questa conoscenza dovrebbe prevedere la possibilità di sapersi gestire almeno gli elementi di base, autoprodurre quanto più possibile invece che comprare, alimentarsi il più possibile in maniera naturale, con un'agricoltura possibilmente sostenibile e soprattutto condividere le conoscenze. Nel mio secondo libro, perché il primo libro è un caso, il secondo si vede che ho questa passione repressa dalla scuola. La mia insegnante di italiano mi diceva che era una capra, come quella di matematica, tutti mi dicevano che era una capra, e quindi a un certo punto evidentemente forse non si sono mai posti il dubbio che forse erano loro che non sapevano interessarmi a questi argomenti. Quindi nel secondo libro ho deciso di sperimentare questa tecnica dell'orto autoirrigante e soprattutto di condividerla. Cioè non esiste nessun brevetto, nessun copyright, nessun segreto, niente, non bisogna essere iscritti ad una setta per poterlo utilizzare. Anzi, più persone proveranno e sperimenteranno a farlo e lo potrebbero e lo potranno sicuramente migliorare, e più io sarò contento e felice di questo. Quindi non penso di aver trovato la soluzione a tutti i problemi dell'autosufficienza alimentare, ma di risolverne alcuni. Uno in particolare che era il mio, perché tutte le cose che io ho sperimentato sono sempre nate con il desiderio di risolvere i miei problemi. Poi casualmente ho scoperto che non erano solo i miei, erano quelli di tutti questi problemi. E quindi ho cominciato a condividere. E quindi nel PER è nato un piccolo centro didattico scientifico, perché alla fine tutti volevano sapere come avevamo fatto a fare queste cose, e quindi è nato questo desiderio di condividere
questa cosa con più persone possibile. Spesso mi chiedono: ma posso fare una foto? Cazzo, certo che puoi farla. Anzi, tutti mi dicono: chissà quanti ne faranno di questi centri adesso in Italia. Tu l'hai visti? Io ho sperato che ne potessero fare. In teoria si parlava col mio amico carissimo Paolo Ermani, con cui ho scritto il libro dell'orto autoirrigante, che tutti potessero avere in ogni regione un parco dell'energia rinnovabile dove tu potevi andare lì, ispirarti, fare, vedere come venivano fatte le cose. In realtà ho scoperto da osservatore privilegiato che questa cosa dell'autosufficienza, finché non si è parlato di soldi, non ha interessato molto. Diciamo che adesso l'argomento è più caldo perché i costi energetici sono saliti. Io in realtà non avevo questa esigenza all'inizio perché i soldi li avevo guadagnati. Quello che mi interessava è essere veramente autonomo, cioè capire come potermi riappropriare di quell'indipendenza che ha consentito al genere umano di attraversare i millenni senza condizionatore, senza piumino, senza nessuna di tutti questi orpelli che oggi ci sembrano indispensabili, tipo l'aria condizionata. E quindi quest'idea è quella che mi ha ispirato, che ovviamente non è la soluzione migliore, ma è una delle tante possibili. E le persone sono benvenute nel nostro centro a vedere come è stato fatto, ma non per questo imitarci, ma ispirarsi. Il mio sogno, il mio desiderio è che quando voi torniate a casa questa sera un minimo di curiosità in più su alcuni argomenti magari vi sarà venuta. È solo quello, è partire, perché poi l'appetito viene mangiando. Cioè quando tu cominci a essere autosufficiente, poi diventa una questione di vita o di morte, capito? Riuscire, ma che te frega, ma metti là, ma saranno €1, questa cosa non mi conviene. Ecco, questa è una cosa che nel mio libro analizzo abbastanza come primo argomento. Pensare di fare una cosa solo per convenienza economica non è un gran bel partire. Se voi la volete fare è perché volete farla. Cioè, quando andate a comprarvi una macchina, io sono un esperto, lo so, ma quando magari una persona va a comprarsi una macchina, sceglie di comprarsi una macchina perché gli serve. Perché se voi, dopo che questa macchina è stata illustrata in lungo e largo, andate a chiedere al venditore: ok, mi hai convinto, me la compro, e gli fate l'ultima domanda: scusa, ma in quanto tempo me la ripago? Vi siete mai chiesti in quanto tempo si ripaga una macchina? Mai. Non si ripaga. E quindi perché quando invece parliamo di energia andiamo a fissarci proprio su quello? Ma in quanto tempo mi ripagherò questo impianto? Ok, cerchiamo di spendere il meno possibile, cerchiamo di fare la scelta migliore, ma non fossilizzatevi su questa cosa, perché se no troverete un bravo venditore che vi costruisce un business plan con il ROI, il ritorno degli investimenti, le cose, e vi farà credere che questo impianto ve lo ripagate in 7 anni e poi quella cosa casualmente non succede. Quindi, per evitare delusioni e tristezze e stress che rovina l'anima e la salute, vi consiglio di provare a superare l'aspetto economico, farci sempre caso, per carità, non è che dobbiamo spararli via i soldi, però non che sia l'aspetto centrale. E quindi con questa idea ovviamente ho cominciato a ragionare sul fatto che sicuramente il fuoco, se guardiamo la storia e la preistoria, ci ha reso uomini, l'uomo che dominava il fuoco. Poi è arrivato il petrolio, che ci ha reso moderni. Non so se qualcuno ricorda questo meraviglioso film, Tempi moderni. Ora abbiamo bisogno di un nuovo fuoco, perché quel fuoco là, il petrolio, che ci ha resi moderni, sappiate che prima o poi le cose si metteranno male. Prima o poi, vuoi per motivi reali, vuoi per motivi non reali, le cose si potrebbero mettere male. E questi ultimi 3 anni ci hanno insegnato che quando si impegnano a mettersi male le cose riescono bene.
a darci fastidio. E quindi più aumentiamo il nostro gradiente di autosufficienza e meno potremmo avere problemi. E quindi io partirei dal primo punto fondamentale. E siccome in questi anni ci hanno abituato e ci hanno fatto capire che quello che conta è la scienza, è il metodo scientifico, io sono andato a studiare qual è il principio fondamentale del metodo scientifico. Esiste, il primo. Cioè quando tu vuoi fare qualche cosa di scientifico e di moderno, serve di controllare che ci sia un parametro fondamentale con questo principio, che ritengo oggi essere leggermente disatteso. È il primo, il più importante, non me lo sto inventando. Proviene da molto lontano, nel XVI secolo, è anche noto come il rasoio di Occam. Andate su Wikipedia se non ci credete. Che dice il rasoio di Occam? Dice: è inutile fare con più ciò che si può fare con meno. Punto. Cioè, se io penso alla vita di mio nonno e alla mia, dico, ma ogni volta che devi fare qualche cosa ti viene il mal di testa. E c'è lo SPID, e c'è il PIN, e c'è la password, e c'è questa. Tutto più complicato e che non mi sembra proprio poco. E quindi mi sembra piuttosto disatteso. Quindi per evitare di essere così disatteso, ho cercato di capire in tutte le tecnologie che si potevano applicare e realizzare come questo principio era realmente funzionante. Quindi ho sperimentato di tutto. Cose di ogni ordine e grado, tutto ciò che serviva in qualche maniera a rendere più o meno credibile questo principio. E ho capito che spesso e volentieri l'uso di tanta tecnologia non è un vantaggio, anche perché c'è un segreto che adesso vi svelo. Quando esce l'ultimo modello tecnologico, che io correvo ad acquistare fino a qualche anno fa, quell'ultimo modello ha una cosa che funziona benissimo, che quello nuovo si vende meglio del vecchio. Non è meglio del vecchio, quello nuovo si vende meglio del vecchio. E quindi con questa attenzione ho cominciato a sperimentare tecnologie di ogni ordine e grado, fino ad arrivare e a capire che ci sono tutta una serie di argomenti che non possono essere disinteressati, che hanno bisogno di grande attenzione nella mia vita. Cioè, questi sono tutti campi, secondo me, nel quale noi dovremmo essere come un abitante dell'Amazzonia. Cioè, un abitante dell'Amazzonia per ogni cosa di queste 5 non ha bisogno di uno specialista. È lui in prima persona che si occupa di quello che serve. Se deve rifare il tetto alla capanna, non è che alza il telefono e dico: mi mandi dal villaggio per favore un po' di palme che devo fare il tetto. Lui sa come fare. Se si sente un po' di mal di pancia, lui sa quale erbe andare a raccogliere. Non è che va, certo, se sta proprio male andrà dallo sciamano, dallo stregone, ma di fatto gli elementi di base sa come poterne fare. E così come approvvigionarsi del cibo, come insegnare le cose ai propri figli, tutte cose che noi abbiamo purtroppo per comodità, siccome eravamo molto impegnati a fare i soldi, io in particolare, avevo delegato ad altri. E chiaramente con questa delega è successo quello che è successo. Cioè è successo che apparentemente ci sentiamo in una società libera, ma poi non siamo mai liberi. Siamo sempre imprigionati, sempre incatenati a un problema di trovare il denaro per poter sopravvivere. Quindi approfondire queste tematiche sono le mie passioni, cioè praticamente non c'è niente che non mi interessa. Io quando vedo una cosa mi interessa tutto, non c'è qualcosa che proprio non ne posso, ecco sì, forse i giochetti elettronici, ma quando ero ragazzino mi piacevano un sacco. Quindi all'interno del libro trovate un piccolo percorso che piano piano
vi conduce a quelli che dovrebbero essere i vari passaggi per andare ad approfondire le tematiche che non possono essere mai sottovalutate. Quindi prima di tutto prendere consapevolezza, occuparsi prima di tutto dell'efficienza energetica, ridurre quanto più possibile il contenuto tecnologico, curarsi della qualità dell'involucro abitativo, poi dopo aver curato l'involucro io lo vado a climatizzare, no che prima metto il climatizzatore e poi penso all'involucro, è al rovescio. Poi in fondo cerco di capire come magari utilizzare l'energia elettrica e come magari dopo autoprodurla, ma prima devo sapere come utilizzarla. E poi anche non dimenticarmi dell'acqua. Quest'estate abbiamo avuto dei piccoli campanelli di allarme, quanto ci sia di oggettivamente vero è che l'acqua non è scesa, quindi i dati sono quelli, quindi se io mi organizzo per tempo cerco di superare questi ostacoli, cominciando a utilizzarla con intelligenza, perché purtroppo in questa sala sono sicuro che nessuno di voi usa con intelligenza l'acqua. A volte mi tiro addosso un po' di imprecazioni, ma sono certo che tutti quanti voi scaricate il gabinetto con l'acqua potabile. C'è qualcuno che non lo scarica con l'acqua potabile? Strano. Quindi significa purtroppo che questa cosa un attimo non ci abbiamo fatto caso. Nel senso, siccome lo fanno tutti, lo faccio anch'io, ma il fatto che una cosa la facciano tutti non necessariamente significa che è ben fatta. Tant'è che il 40% della bolletta che voi pagate dell'acqua se ne va via in merda. È strana sta cosa, scaricare i nostri così scarti con acqua potabile clorata. Non è molto intelligente. Eppure basterebbe averci pensato prima o che qualcuno si fosse interessato al fatto che anche se l'acqua costa poco, utilizzarla per scaricare un gabinetto non mi sembra una cosa molto intelligente. Anzi. Quindi diciamo che il funzionamento ottimale della nostra indipendenza è fatto da due ingranaggi che hanno la stessa identica dimensione. Quindi spesso e volentieri quando si pensa di essere autosufficienti si pensa subito a come autoprodursi qualche cosa, ma questo è l'ultimo passaggio. Noi prima di autoprodurci, noi dobbiamo pensare a cosa ci facciamo con quell'energia, perché se io continuo a mettere energia in un secchio e questo secchio è bucato, il risultato non è molto buono. Anzi, se io prima riduco rasoio di Occam l'uso dell'energia, sicuramente mi servirà di meno per autoprodurla e quindi il primo risparmio è il non consumo, anche perché non solo fa risparmiare l'energia, anche se non mi autoproduco, ma mi riduce il fabbisogno tecnologico per produrre quella quantità di energia. Vediamo come noi sapiens stiamo, come fa Tozzi, sapiens, come sta applicando questo principio e analizziamo alcuni comportamenti dell'Homo sapiens oggi. Questo, primo fra tutti. Cosa vi viene in mente? Cosa vi suggerisce questa immagine? Come se fossi uno psicologo che adesso... Cosa ti fa pensare questa immagine? Nessuna idea? Potete esprimervi. Un contatore in cima a una montagna. Adesso vi faccio un gioco, vi faccio vedere un contatore
e voi mi dite cosa vi viene in mente. Pronti? Qualche idea? Il vostro contatore è così? Come? E com'è? Come? È come quello, scommetto. Ottimo. E quindi non è più così. E la mia domanda è: dov'è il vostro contatore? Strano. Non so se lo ricordate, io lo ricordo con chiarezza. Questo contatore, non questo nello specifico perché sennò sarei ancora più contento, ma un contatore analogo era a casa di mia nonna. Se lo ricordate, i contatori prima erano così, non erano cosà, ed erano posizionati di fianco alla porta d'ingresso di casa. Qualcuno con i capelli bianchi o senza capelli se lo ricorda? Improvvisamente è arrivato una letterina a casa che ha detto: per motivi tecnici e per facilità di consultazione, di controllo, il contatore deve essere spostato da dentro casa a fuori casa. E in più, con l'occasione, già che ci siamo, invece che utilizzare questi obsoleti mezzi analogici, utilizzeremo dei modernissimi tecnologici contatori. Ve lo vorrei far vedere bene perché così ve lo ricordate. Oh, casca. No, ecco, così lo vedete bene. E questi moderni mezzi che di fatto consentono tante cose vantaggiose per loro. La prima cosa vantaggiosa per loro è che voi non lo vedete più. E lo sapete cosa succede? Io mi ricordo, mia nonna era famosissima perché a un certo punto lei passava nervosamente davanti al contatore, quando c'eravamo tutti noi nipotini in casa, e appena la rotella del contatore cominciava a girare vorticosamente, perché avevamo attaccato stufette, stufettine, diavolo a quattro, luci in tutta casa e non si spegneva mai la luce, partiva dal fondo della sala un lancio della ciabatta che ti riusciva a colpire esattamente sulla fronte e ti diceva: chi è che sta consumando in questa maniera? E subito si provvedeva ai ripari. Quindi si andava a spegnere le cose. Chiaramente oggi questa cosa non si può più fare. E perché non si può più fare? Perché la sola visualizzazione dei consumi in un'abitazione riduce il consumo della casa dal 15 al 20% senza cambiare nulla. Niente. Immaginate se improvvisamente nelle prossime edizioni delle auto decidessero di mettere l'indicatore del carburante nel portabagagli. Sì, nel portabagagli. Quindi ogni volta che voi avete il dubbio di rimanere a piedi, vi fermate, giubbotto catarifrangente, freno a mano, scendete, andate dietro, aprite il portabagagli, chiudete, ok, c'ho ancora benzina per andare avanti, e continuate. C'è una sola differenza, che mentre la macchina a un certo punto finisce il carburante, se tu non hai l'indicatore sotto gli occhi, lì il carburante non finisce, anzi, più tu ne chiedi casualmente e più loro ti danno. Quindi una delle operazioni fondamentali che tutti noi abbiamo davanti agli occhi e che nessuno mai si è indignato davanti a questa condizione, perché in realtà è stata infiocchettata alla grande, è stata quella di toglierci la possibilità di visualizzare, consapevolezza, primo punto del libro, i nostri consumi energetici.
Per cui se noi non sappiamo quanto stiamo consumando in tempo reale, a un certo punto arriverà una bolletta, ma la bolletta come sarà? Tardiva, quando i buoi sono già scappati. Quindi non c'è possibilità di prevenire. Se invece noi avessimo una rotella che gira vorticosamente in casa, già l'ansia la sento crescere. Sta rotella che gira velocemente, allora subito corri ai ripari. Può sembrare una cosa che aumenta le angosce, in realtà ti fa ridurre la bolletta dal 15 al 20% senza cambiare niente. E voi vi chiederete, e allora come facciamo? Ve lo chiedete? Beh, no, perché se no non lo dico. Come facciamo? Possiamo dotare la nostra casa di uno strumento che si chiama misuratore dei consumi, okay? Che porta il consumo della rotella, finalmente lo riporta in casa. Quindi la prima cosa che noi dovremmo fare nella nostra vita, nella nostra abitazione, non è correre a autoprodurre l'energia, è capire come la stiamo utilizzando. E questo processo è un processo purtroppo un po' noioso, nel senso che noi dobbiamo diventare una sorta di Sherlock Holmes dell'energia e andare a capire da cosa è generato il consumo energetico all'interno della nostra casa. Se noi non lo capiamo, come possiamo intervenire efficientemente? Non lo possiamo fare. Quello che faremo sarà sperare che quello che ci vendono per autoprodurre l'energia sarà sufficiente a coprire i nostri consumi. Voi immaginate che chi ha un impianto fotovoltaico oggi, che non è stato recentemente costruito, non ha la visualizzazione dei consumi energetici, cioè ha la produzione fotovoltaica ben chiara, ma non ha idea di quanto sta consumando in casa nello stesso tempo della produzione e per cui non riesce quasi mai a utilizzare l'energia in maniera efficiente ed efficace. Questa è una cosa che accade ancora oggi normalmente. Qualche scriteriato monta anche degli impianti senza questa possibilità. Adesso finalmente alcuni impianti, la maggior parte, sono già dotati di un sistema di monitoraggio dei consumi, ma per chi ha fatto l'impianto anche 6-7 anni fa questa cosa non è presente. E quindi una delle prime cose che noi dovremmo pensare, al di là che se vi autoproducete o che non vi autoproducete, è quello di dotare la vostra casa di un misuratore dei consumi. È un'operazione semplicissima. La legge dice che bisognerebbe farlo fare a un installatore specializzato, ma io vi consiglio di farlo da solo, così si comincia a prendere un po' in mano la propria indipendenza. Questo misuratore dei consumi dove si mette? Si installa sull'interruttore salvavita della vostra casa, che spero abbiate tutti. Salvavita. Salvavita è quello che spingendo il tasto T, test, dovrebbe disattivarsi. Un consiglio che vi do così, tanto per fare consigli per gli acquisti: fatelo una volta al mese, perché se questo T non funziona, al posto del vostro dito potrebbe esserci quello di vostro figlio attaccato a una presa e se quello non scatta ci rimane attaccato. Quindi il T-test dovrebbe essere indicato come un test periodico da fare all'interno della vostra casa. Fatelo, perché spesso e volentieri non lo si fa. Arriva un bel fulmine, salta la corrente, lo rovina e non testa e non salta più. Quindi questo è uno dei primi consigli che vi do. Quindi una volta fatto questo, con un po' di artificio che adesso non vi posso spiegare in dettaglio perché sennò finiremo la serata qui, potete installare che cosa? Questo misuratore, che altro non è che un piccolo anellino che va a prendere tra di sé uno dei due cavi che proviene direttamente dal contatore della nostra abitazione e lo intercetta attraverso un effetto che io odiavo a scuola, si chiamava effetto di Hall, okay? Che con il campo magnetico che genera produce una lettura della quantità di corrente, il flusso che passa all'interno di questo filo. Passando così ce lo trasferisce su un display. Quindi io posso in tempo reale misurare quanta energia sta passando dentro questo cavo e quindi sapere in tempo reale, come se ci fosse la rotella, quanta energia sto consumando.
cosa che è importantissima da sapersi, perché se io sto consumando energia senza che io lo desidero, è un'informazione che potrebbe esservi utile per ridurre eventuali carichi misteriosi che si attivano all'interno della vostra casa. Quindi se io adesso, tanto per farvi vedere, non so se si vede? Si vede 0? Ok. Adesso accendo un fono alla prima velocità, 320, accendo, 950, ok? Quindi questa cosa funziona, era giusto per farvi vedere che funziona, che non è una baggianata. Quindi che succede? A quel punto io inizierò un'operazione di investigazione all'interno della mia casa, così da capire ogni singolo elettrodomestico, ogni singola apparecchiatura quanto consuma. E quando io sto venendo qui a sentire Alessandro Ronca che parla questa sera, sto uscendo di casa, passo davanti al mio misuratore dei consumi e so che quando io esco di casa il mio misuratore dei consumi deve registrare il minimo consumo che io ho verificato essere quando non c'è nessuno in casa. Se passando davanti non lo leggo, torno indietro e dico cosa ho lasciato acceso, cosa è rimasto acceso. Questo strumento può sembrare banale, dice ma a casa mia è piccola, io riesco a capire tutto. C'è sempre qualche cosa da scoprire. Non vi dico cosa succede in case autonome indipendenti, che lì escono proprio i mostri, cioè l'installazione di uno strumento del genere può consentire anche il risparmio del 50% dell'energia elettrica, perché ci sono mostri un po' ovunque, tipo che ne so, una bella pompa sommersa che porta l'acqua da 500 metri di profondità e ogni volta che vi lavate i denti parte un mostro da 2 kW, 3 kW, insomma succedono queste cose regolarmente. Quindi attenzione, perché questo è uno strumento veramente utile. Oltretutto potete anche divertirvi a darvi degli obiettivi, cioè nel senso adesso voglio che mi avvisi quando arriviamo a 2 kW di consumo e quindi lui prima che salti tutto vi allenate tutti i familiari a mantenere un consumo accettabile, perché se voi un domani quel consumo vorreste autoprodurvelo e non avete avuto un metro, non c'è l'Enel che vi dà sempre l'energia. Se volete essere veramente autonomi dovete lavorare con un budget energetico, è un po' come il buon padre di famiglia, la famosa regola del buon padre di famiglia. Scusate per le signore ma si dice così, buon padre di famiglia, non so perché è quello che in teoria lavorava prima. Quindi se io lavoro con un budget energetico, perché se decido di autoprodurre l'energia non posso produrre e consumare tutta l'energia che voglio, devo lavorare con un budget e la natura in questo caso ti può dare un budget di lavoro. E quindi se io ho un impianto che mi farò un domani dopo che ho efficientato tutta la casa in tutte le maniere possibili e immaginabili, addirittura esistono degli strumenti come questo che possono consentire di verificare ogni singolo elettrodomestico su quanto ti consuma. Quanto consuma la mia lavatrice al lavaggio a 30 gradi, a 40 gradi, a 50 gradi e quanto funziona il risparmio, il pulsante eco, non pulsante eco, è vero che funziona, è vero che risparmio, tutte queste cose, se volete essere autosufficienti, non potete delegarle al caso. Dovrete fare questo su data e verificare tutto passo dopo passo. E poi, vado oltre? Beh, altre cose così, normali che ci sembrano. Vogliamo parlare del frigorifero? Parliamo del frigorifero. Il frigorifero che cosa fa? Il frigorifero, soprattutto in questa zona, ma dove insomma l'inverno è abbastanza freddo, che è posizionato normalmente all'interno della stanza più calda della casa, lui si impegna a conservare la temperatura che normalmente noi abbiamo all'esterno per circa 4-5 mesi all'anno. E lo mettiamo nella stanza più calda della casa che fatichiamo e spendiamo soldi per riscaldare. Allora io ti dico,
Ma forse tutte le cose che noi facciamo non sempre sono veramente razionali, sono così perché le facciamo tutti, perché lo facciamo sempre, la consuetudine ci ha portato a fare questo, ma è possibile che questo elettrodomestico non possa trovare una soluzione differente? Nessuno lo richiede e loro continuano a darti quello che tu chiedi. È questo. Quindi già semplicemente conoscere la temperatura interna del frigo, già quello è un lusso. Cioè, se avete comprato un frigorifero recente, va bene, ma se avete un frigorifero di qualche anno, voi sapete che temperatura c'è dentro? Sì? Come fate a saperlo? Avete messo un termometro? Quanti di voi hanno il termometro dentro al frigorifero? 1, 2, 3, insomma 4 forse. Voglio dire, un termometro messo dentro il frigorifero è una scoperta, perché casualmente i frigoriferi oggi sono finalmente dotati di un termometro, come se 5 euro di investimento fossero una cosa che il frigorifero non si potesse permettere, ma conoscere la giusta temperatura del frigorifero significa avere una giusta conservazione degli alimenti, perché spesso e volentieri noi abbiamo una rotella che va da 1 a 5. Che temperatura c'è? È tipo la roulette. 2, 3, morra, 7, 5, cioè non si sa. Voglio dire, mettere un termometro all'interno del frigorifero ci fa capire, ad esempio, che il frigorifero sono io non lo so, spesso e volentieri mi piacerebbe fare una fabbrica di frigoriferi, perché apri il frigorifero e cosa succede? Tutto il freddo ti va sui piedi, subito. Istantaneamente il freddo tende ad andare verso il basso, quindi il frigorifero ogni volta che tu lo apri tutto il freddo va giù, sta nella stanza più calda della casa, quindi si surriscalda e ogni volta riparte. Poi spesso e volentieri non solo sta lì, ma sta anche tra il fornello e il forno, così che quando noi l'accendiamo lui possa sentirsi più in compagnia. E spesso e volentieri, siccome non ci piace vederlo, lo facciamo anche incassato. E quindi quel radiatore che sta dietro il frigorifero, che dovrebbe respirare la stessa temperatura che sta all'esterno, quindi basterebbe che il frigorifero fosse un po' dentro casa e un po' fuori casa. Siccome facciamo tante cose, perché non si progetta il frigorifero in funzione della casa? Se voi andate in barca o avete un camper, spesso e volentieri, soprattutto nelle barche, come sono fatti i frigoriferi? È così. Perché? Perché si sa che dove l'energia è poca, se io apro così, tutto il freddo casca giù e lui deve consumare molto di più. Quindi oggi finalmente cominciano a fare i frigoriferi con i cassetti, non i freezer, i frigoriferi con i cassetti, in modo che il freddo almeno rimane dentro il cassetto, perché sennò ogni volta che c'è uno scaffale, tutto casca giù, apri, tutto casca giù. Poi non parliamo della manutenzione dei frigoriferi. Dietro c'è un radiatore che bisognerebbe con regolarità pulire, ok? Perché pulire? Perché se si deposita la polvere sul radiatore, il radiatore scambia meno con l'aria e il frigorifero può arrivare a consumare anche il 20% in più se il radiatore dietro è sporco. Come ne faccio accorgere? Faccio un test prima e un test dopo e scopro, forse era meglio che l'avessi pulito prima come cosa. Quindi questo per dirvi che ci sono tantissime consuetudini che noi abbiamo sotto gli occhi, ve ne ho dimostrate già 2 in ordine a gigantesche. Perché mi sono intestardito sul frigorifero? Perché il frigorifero è l'elettrodomestico in assoluto che consuma di più all'interno della vostra casa. Semplice. Ma non è possibile. Hanno detto che consuma pochissimo, certo, ma 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Quel pochissimo diventa uno degli elementi di maggior consumo all'interno della vostra casa. Non è un picco, ma è un consumo costante. Una volta, dove si mettevano gli alimenti nelle case di una volta? Mannaggia la cantina, noi l'abbiamo trasformata tutti in una bella taverna e ci facciamo le scorpacciate lì, quando invece in realtà quella zona là sotto serviva proprio per conservare gli alimenti.
anche perché se soprattutto decido magari di autoprodurmene un certo quantitativo, il fatto di avere un bel luogo dove poterli conservare può aiutare notevolmente alla quantità di essi da poter conservare e soprattutto a non utilizzare necessariamente il frigorifero per metterli al proprio interno, perché il frigorifero e spesso e volentieri i freezer, tutti abbiamo il freezer, ammettetelo, il freezer ti porta proprio a comprare di più e a metterci dentro tutte le cose surgelate di questo mondo, che in realtà, surgelandole, perdono parecchio del loro potere nutrizionale, si rompono i legami molecolari e quindi ci danno di meno, li paghiamo di più e ci danno di meno, è l'opposto del rasoio di Occam, strana sta cosa, no? Invece pago di meno per ottenere di più, è così. Quindi questo è un altro piccolo esempio. Il termometro, tra parentesi, già che ci state, lo potete anche posizionare in giro per la casa. Questa è un'altra cosa poco diffusa, perché sapere la temperatura all'interno della casa ti dà aiuto. Perché? Madonna che freddo stamattina, spesso le signore hanno questo tipo di atteggiamento così perché sono più sensibili e delicate, giustamente. E quindi il fatto di vedere la temperatura in una camera ci dà il conforto che quella è la reale temperatura a cui la camera è, perché spesso e volentieri la sensazione di freddo e quindi l'aumento della temperatura del riscaldamento è dato dal nostro stato psicologico. Oggi sono arrabbiato e sento freddo, domani sto bene e c'ho più caldo. Quindi aiutarvi con un piccolo termometro in ogni ambiente vi dà la possibilità di avere conforto o preoccupazione se veramente la temperatura è scesa sotto una certa soglia e soprattutto magari abituarci a utilizzare delle temperature meno tropicali di quelle che utilizziamo normalmente in inverno, perché noi vogliamo i tropici in inverno e l'Antartide in estate. Chiaramente si capisce bene che c'è un problema di natura in questo tipo di atteggiamento. E via così il frigorifero, questo sconosciuto, e non mi dilungo altro su questo, però riflettete quando stasera lo andate lì a guardare, dategli un'occhiatina così da ricordarvi che forse bisognerebbe cambiargli il posto, tipo, no? In un'altra stanza più fresca, starebbe meglio. E questo ne abbiamo già parlato prima, cioè il fatto di utilizzare acqua potabile per scaricare il gabinetto. Questa è proprio una roba che non si può vedere. Non si può vedere questa cosa. E soprattutto non si può vedere neanche che un'altra cosa che vi esorto a controllare a casa vostra è che qualche anno fa, una ventina d'anni fa circa, tutti i comuni d'Italia hanno distribuito gratuitamente i rompigetto areati. Ah, mi ricordo. Che succede? Il rompigetto areato è uno strumento straordinario, assente nel 75% delle case in Italia. Investimento 2,50 € per ogni rubinetto. Cosa consente di fare il rompigetto areato? Il rompigetto areato consente di risparmiare l'acqua. Perché? Perché quasi tutti di noi in casa hanno il miscelatore termostatico, no? E tu quando apri il miscelatore prova ad aprirlo poco. Impossibile. Tocchi, comincia a tirare giù acqua a scatafascio. Non è quello di una volta che si gira. Quello o tutto o niente. E quindi il rompigetto areato cosa fa? Attraverso un disegno idrodinamico miscela l'aria con l'acqua e vi dà la stessa sensazione del flusso vigoroso, ma riduce anche del 50% la quantità di acqua che passa al suo interno. Voi dite, vabbè, ma tanto l'acqua costa poco. È vero, ancora costa poco. Ci sarà un aumento dei costi dell'acqua nei prossimi 10 anni di almeno 40-50 volte. Vi do questo anteprima, poi rivedremo il video tra
10 anni, magari sarà più alto oppure no, mi prenderete in giro, ma ormai sarò io scappato chissà dove. E quindi il rompigetto areato è uno strumento fondamentale, in tutte le case dovrebbe essere installato. Questa cosa, che è stata distribuita gratuitamente in Italia, è stato un errore. Io sono purtroppo molto poco popolare o impopolare quando dico questa cosa e me ne assumo tutti i rischi. Cioè l'idea che i contributi per l'efficientazione delle case non servano a molto. Non servono a molto perché nel momento in cui questo rompigetto areato è stato regalato, le persone l'hanno preso, grazie, l'hanno installato, prego, e una volta che si è cominciato a otturare, perché succede che si ottura, siccome non l'hanno pagato, via, tolto. E che succede? Questa cosa, se quei denari che noi italiani tutti abbiamo speso per mettere un rompigetto areato in tutte le case degli italiani fossero stati investiti per far capire alle persone quanto era importante installare un rompigetto areato nella propria casa, noi oggi avremo tutti i rompigetto areati in tutte le case d'Italia. Questa cosa invece non è successa. Quindi cosa significa questo? Che spesso e volentieri le forme di finanziamento, di contributi, di cose che vengono regalate, non danno alle persone il vero valore concreto delle cose, non lo fanno capire in maniera profonda. Quando invece se noi ce lo dobbiamo comprare e ci hanno spiegato per quale motivo comprarlo, siccome costa 2,50 €, diciamo che un investimento in una casa potrebbe totalizzare 12 €, 15 €, che chiunque penso si possa permettere, ma se tu l'hai messo e hai capito qual è l'importanza di avere questo strumento, non c'è bisogno di regalarlo. E quindi qual è il vantaggio? Riduce del 50% la quantità di acqua che noi consumiamo, che può essere un vantaggio, ma fa un'altra cosa in più. Siccome riduce del 50% il passaggio dell'acqua, riduce anche il 50% dell'energia che serve per esempio per scaldarla. Quindi un rompigetto areato non risolve solo una riduzione del consumo di acqua, ma risolve anche il consumo energetico della caldaia eventualmente a gas, che si accenderà il 50% di volte in meno. Quindi un rompigetto areato normalmente si ripaga il suo investimento nel giro di 2-3 mesi e noi a casa spesso non lo abbiamo. Per verificare se lo avete, fate un esperimento molto semplice. Aprite il rubinetto per 1 minuto con quel rompigetto che già c'è, poi lo togliete, riaprite per 1 minuto e vedete quant'acqua va a finire dentro un recipiente. Se la quantità di acqua è la stessa con o senza, significa che il rompigetto non è areato. Se invece l'acqua si riempie a metà quando c'è il rompigetto o un po' di meno, significa che già è areato e quindi non abbiamo bisogno di sostituirlo. Un qualche cosa che se noi solo mettessimo in atto queste 3 azioni strategiche di cui vi ho parlato questa sera, senza andarvi a parlare di cose fantascientifiche che poi avrete tutto i momenti vostri di chiedermi, ma il mio obiettivo è che noi ci dobbiamo concentrare su cose che noi facciamo tutti i giorni, che abbiamo davanti agli occhi, ma spesso non riusciamo a vedere, perché sono consuetudini che abbiamo l'obbligo e la necessità di aggiustare, semplicemente pensandoci, dopodiché pensare di andare oltre, andare verso altre azioni che potremmo fare, che potrebbero poi prevedere l'idea di autoprodurmi. Ma se io mi autoproduco e poi dall'altra parte la spreco, che vantaggio ho ottenuto? Niente, ho arricchito solo magari chi vendeva impianti e basta. Quindi questo che vedete qui è uno schema esemplificativo della casa Energia Zero che ho realizzato dopo circa 12 anni di studio ed è una piccola casa, ovviamente la mia casa personale ha questo stile, però non la faccio visitare, mentre questo è un sistema utilizzabile e visitabile che serve a completamente autoprodurre tutta l'energia di cui ha bisogno, sia per la casa, sia per la cottura dei cibi, sia per il movimento e quindi lo spostamento e i trasporti, solo sfruttando elementi naturali della nostra terra.
senza, tra parentesi, questo è stato anche l'obiettivo, bruciare niente, perché qui non si accende neanche un fuoco dentro questa casa. Tanto per darvi un'idea e un assaggio, la casa ha una buona efficienza energetica, quindi un buon involucro, prima cosa, e poi produce il 30% del suo calore attraverso una serra climatica che è rivolta verso il sud, che produce aria calda, e nel frattempo che quest'aria calda entra in casa, sul tetto ci sono dei collettori solari termici che scaldano un serbatoio che è collegato direttamente con un riscaldamento a pavimento. Quindi quando il sole è diretto non uso questa energia termica, ma uso direttamente solo quella della serra, e questa, come succede nella storia della cicala e la formica, la metto da parte per i momenti di scarsità, quando non c'è il sole diretto. Ovviamente il sole da solo non è sufficiente a far il fabbisogno al 100% della casa, e quindi abbiamo aggiunto recentemente, perché prima veniva fatto dal generatore eolico, un sistema di digestione aerobica di sostanza legnosa, un cosiddetto compostaggio termico o termocompost. Non so se vi è mai capitato di tagliare l'erba e ammucchiare l'erba da una parte, dopo un po' vedete che fuma. Se vi concentrate, un signore francese negli anni 70, un certo Jean Pen, che era il responsabile della manutenzione dei giardini di Parigi, si accorse che tutte queste potature dei giardini di Parigi, cioè Parigi città meravigliosa, se ci siete stati, con i suoi giardini incredibili, ovviamente c'ha un sacco di potature che arrivavano in questo deposito, e lui si rese conto che tutte queste potature andavano in fermentazione. E quindi dice: ma lo sai che c'è, quasi quasi io questo calore lo voglio sfruttare, e quindi inventò il termocompost, anche detto metodo Jean Pen. Quindi ammucchiando, adesso ve la sto semplificando, un sacco di sostanza legnosa verde, quindi ricca di zuccheri, viene aggredita da miliardi di batteri che cominciano a baciarsi tra di loro, fare l'amore e mangiare il legno, e producono come risultante il calore. Questo calore scalda dell'acqua che va a finire anche questa dentro un grande serbatoio dove è stesso collegato il sistema solare, e tutto questo provvede al 100% della climatizzazione invernale di questa piccola abitazione. Ovviamente poi non ci fermiamo qua, perché poi c'è l'acqua facile, basta raccogliere quella che cade dal tetto, e quindi la raccolta dell'acqua piovana è essenziale, ma ovviamente non è intelligente utilizzare l'acqua che noi gelosamente e faticosamente raccogliamo dal cielo per far andare lo scarico del gabinetto. Quindi io cosa faccio? Raccolgo tutto lo scarico dei lavandini e delle docce e lo mando in un serbatoio separato, e in quest'acqua usata viene utilizzata per far funzionare lo scarico del gabinetto. Oltretutto esistono metodi che poi successivamente ho scoperto che possono essere utilizzati utilizzando dei gabinetti proprio senza acqua, e quindi in quel caso il problema si risolve, i famosi compost toilet, cose molto diffuse in Nord Europa. In Italia ti guardano come se fossi un alieno, e neanche sono normati da un punto di vista dell'edilizia, quindi immaginatevi di che cosa stiamo parlando. Quindi questo è il modo con cui viene utilizzata l'acqua, che è un bene preziosissimo, ma vi posso garantire che anche quest'anno, con tutta la siccità che c'è stata, io non ho avuto nessun tipo di problema di approvvigionamento idrico. Perché? Perché guardo la natura. Nel momento in cui decidete di vivere con la natura, non la potrete più ignorare. Quindi l'idea di trovarsi emergenza, siccità, io con la mia stazione meteorologica, che è una delle altre due cose che seconda solo a questo strumento è entrata nella mia vita, ok? Con la stazione meteorologica io controllo in tempo reale il tempo, il clima, il vento, la pioggia, e io sapevo già da quest'inverno che avremmo avuto un'estate siccitosa. Perché da quest'inverno che non piove? Ovviamente si corre sempre ai ripari, perché noi non guardiamo alla natura, guardiamo semplicemente alle cose che ci servono quotidianamente. E quindi, avendo questo sguardo rivolto verso chi invece mi dà la mia indipendenza, la mia autosufficienza, ho potuto prevedere questa situazione, e quindi ho fatto una serie di azioni che adesso è piuttosto lungo da spiegarvi, ma che mi
evitano di trovarmi in difficoltà nel momento in cui questa cosa si sarebbe manifestata al suo massimo, cioè durante l'estate. Ho un attento occhio verso la natura. E poi, per esempio, in questa casa abbiamo sperimentato cose anche più bizzarre, come ad esempio la climatizzazione estiva. Quindi c'è nel bosco limitrofo, verso nord della casa, c'è una tubazione che passa 25 metri sotto il suolo, arriva direttamente dentro la casa e immette aria che viene raffrescata naturalmente dal pavimento del suolo. Semplicemente così, e riusciamo a aspirare in casa 21 gradi di aria, che ovviamente non è un condizionatore che ti consente di stare in giacca e cravatta, ma ti riduce la temperatura della casa di 4-5 gradi utilizzando solo e esclusivamente la naturale effetto geotermico, senza aggiungere nessuna tecnologia rispetto a questo. E poi la cottura dei cibi viene fatta durante alcuni periodi di disponibilità con l'energia elettrica, con le piastre a induzione, e quando invece abbiamo la possibilità, e il clima ce lo consente, che quest'anno ci sta regalando un funzionamento costante, tutti gli scarti alimentari della mia abitazione e di questa casa vanno a finire dentro un grande stomaco che si chiama digestore, che noi lo guardiamo qui con stupore, ma se voi andate in qualsiasi paese in via di sviluppo, in India, in Cina, ogni casa di persone abbienti, chiaramente, abbienti per modo di dire, ma sicuramente abbienti per quel tipo di economia che c'è, hanno un digestore di metano nel balcone. Quindi tutti gli scarti alimentari della propria famiglia vengono buttati lì dentro, vengono fermentati, digeriti da batteri, in questo caso anaerobici, che in regalo ti danno syngas, cioè biogas tendenzialmente, metano allo stato grezzo, che consente di far funzionare il tuo fornello e di cucinare i tuoi cibi utilizzando i tuoi stessi scarti. Addirittura esistono dei digestori di metano ai quali si può collegare anche lo scarico del gabinetto e quindi utilizzare anche le feci umane per aumentare la fermentazione e quindi produrre sufficientemente più gas per poter alimentare i nostri fornelli. Questo per quanto riguarda la cottura dei cibi. Per quanto poi attiene all'energia elettrica, una roba facile. Riduco quanto più possibile i miei consumi energetici e ho un sistema ibrido fotovoltaico eolico che attraverso un sistema di accumulo e comunque di controllo e monitoraggio costante dei consumi riesco a ridurre e far funzionare al 100% la mia abitazione e avere anche della autonomia per alimentare un sistema, un veicolo elettrico. E adesso vi verrà da dire eccone un altro che parla dei veicoli elettrici. Ne parlo, se volete ne parlo. I veicoli elettrici purtroppo hanno un problema. No, hanno un problema che continuano a voler fare i veicoli elettrici come i veicoli a benzina, uguali. Ok, se tra i miei maestri c'è un signore che si chiama Leonardo da Vinci. Ho questa fortuna di avere uno scambio diretto con lui e quindi ogni volta che io vedo qualche cosa che non mi convince chiedo: Leonardo, tu come faresti? Allora io quando ho finito di avere questa passione smodata per i veicoli che avete visto all'inizio, mi è venuto da dire: scusa Leonardo, ma se io fossi l'inventore dell'auto oggi nel 2020 23 lo so, però diciamo prima che si iniziasse a parlare più profusamente dell'elettricità nei veicoli, e dici voglio fare un carro per portare una persona e questo carro vorrei che pesasse 1400-1500 kg, perché queste sono le nostre macchine, sono carri di ferro che pesano 1400 kg quando va bene, per portare 80 kg di carne. Cioè, se voi aveste detto questa cosa a Leonardo da Vinci, quello ti avrebbe sputato minimo in un occhio. Nel senso, ma come ti viene in mente di fare un carro da 1500 kg? E le macchine elettriche stanno continuando a fare la stessa cosa,
perché in più, oltre a dover scimmiottare le macchine normali, ci hanno aggiunto pure il peso delle batterie. Quindi hanno tolto il motore, ma ci hanno dovuto mettere per forza le batterie e continuano a regalarci questi mezzi che pesano 2 tonnellate. Io sono un felice possessore, non sono pagato dalla Renault, della Renault Twizy. Avete presente la Renault Twizy? Quella scatoletta, 2 posti, senza finestrini. Ecco. La Renault Twizy è uno dei veicoli più grandiosi che è stato mai inventato dall'uomo, perché è un veicolo che pesa 400 kg, con 6 kW di energia elettrica vi fa fare 80 km. È il cavallo del futuro, certo, è un po' più spartano di come siamo abituati noi nel nostro salotto a spostarci, però se noi utilizziamo l'energia elettrica con intelligenza non c'è potenza. C'è l'idea di avere un pozzo di petrolio nel giardino, cioè è il massimo della soddisfazione. È ovvio che se poi dobbiamo metterlo in un veicolo che pesa 2 tonnellate, che ha bisogno di 70 kW di batteria per potersi spostare, è ovvio che abbiamo dei problemi. Io a casa mia ho una batteria da 40 kW al piombo, di cui sono utilizzabili 20 kW. E ci sono macchine che con 20 kW di energia neanche li mettono in produzione. Perché? Perché continuano a costruire delle macchine che devono essere macchine assurde, con sistemi di comfort inaccettabili per me, nel senso che a me di avere tutti quegli ammenicoli non me ne frega assolutamente niente. Io voglio una macchina sicura, che abbia un airbag nel caso in cui mi addormento e vado addosso a qualcuno, che abbia della sicurezza, ma tutto il resto per me non serve a niente. Serve solo a pesare, ad aumentare cose di sicurezza, pneumatici minimo 195, 225, 275 per andare a velocità che non sono neanche consentite dalla legge. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, c'è un problema di fondo, nel senso che bisogna tirare il freno a mano, ragionare un attimo e cominciare a pensare che i veicoli di cui noi abbiamo bisogno sono diversi. Abbiamo sicuramente necessità di usarne di meno, perché in Italia ci sono 40 milioni di macchine, che è una cosa, praticamente l'Italia è un parcheggio a cielo aperto. Ma come dice sempre il mio buon amico Paolo Ermani, noi siamo l'Arabia Saudita del Sole. Cioè noi abbiamo la possibilità di essere autonomi, ma da sempre, perché tutte le tecnologie che stanno qua, tranne qualcuna, hanno almeno 35, 40, 45 anni. Ok? Quindi non sono roba del futuro, sono roba che è già del passato. Si tratta semplicemente di trovare un giusto rapporto e una relazione con loro, utilizzando l'energia con criterio, prima di pensare ad autoprodurre qualche cosa. Per finire, e Francesca va bene? 10? Ottimo. Per finire non potevo non parlarvi di quest'altra mia scoperta, nel senso che per me è stata una scoperta, perché di fatto, essendomi sempre occupato di energia, poi a un certo punto mi è venuto necessario pensare anche all'energia nell'agricoltura, perché voi penso l'avrete sentito dire, o magari lo sapete perché avete una competenza specifica, che noi abbiamo un piccolo problema in agricoltura, un po' come le macchine. L'agricoltura nasce per l'autosufficienza e l'agricoltura nasce per dare nutrimento, cioè io coltivo e il cibo che coltivo dovrebbe offrirmi più energia di quella che utilizzo per coltivarlo. Ci siamo? Cioè nel senso che se quella che oggi viene definita agricoltura 4.0, se l'avessero utilizzata i nostri antenati, noi qua non ci saremo, ok? Perché l'agricoltura 4.0 ha un piccolo problema. Per produrre una chilocaloria alimentare
viene mediamente, queste sono le stime più ottimistiche, utilizzato 10 kcal di idrocarburi. Non so se la matematica, io ero una pippa, però questi calcoli mi vengono abbastanza facili, cioè per produrre uno noi oggi utilizziamo 10. Dice, ma non è possibile, come 10? Perché gli idrocarburi non sono solo quelli per far andare avanti i trattori, no? Gli idrocarburi sono tutti quelli che utilizziamo oggi nell'agricoltura moderna, cioè sono quelli che servono ad arare il campo, ma siccome lo abbiamo arato lo dobbiamo fertilizzare, guarda caso quel fertilizzante viene dal petrolio, e poi utilizzando quel fertilizzante, chiaramente mettendo una monocultura, abbiamo bisogno di proteggerla da tutti i parassiti che arrivano lì perché nessuno si bilancia, e quindi viene anche qui usato del petrolio. E poi quel petrolio chiaramente serve per raccoglierlo, e poi non è che lo vendiamo lì sul bordo della strada, dobbiamo trasportarlo da qualche parte questo cibo, e quindi via che lo spostiamo sempre attraverso gli idrocarburi. Poi non è che lo possiamo lasciare sfuso che va qua e là dentro i cassoni dei camion, lo dobbiamo mettere magari dentro dei contenitori, e guarda caso come sono fatti quei contenitori? Sempre con gli idrocarburi. Poi quando arriva a destinazione non è che se lo comprano subito, e quindi dobbiamo metterci dentro dei conservanti che, guarda caso, anche quelli vengono dal petrolio. E poi se invece non si possono mettere i conservanti lo dobbiamo mettere dentro a un frigorifero che, guarda caso, viene alimentato con l'energia che proviene il 65% almeno dagli idrocarburi. E poi lo compriamo, quando andiamo a comprarlo ci andiamo normalmente utilizzando gli idrocarburi, e a un certo punto, siccome ne compriamo più di quello che serve, normalmente ne buttiamo via la metà, e quando noi la buttiamo per smaltirlo, cos'è che utilizziamo? Idrocarburi. Quindi questa cosa è abbastanza inquietante ed è un problema del quale non si può proprio parlare, cioè un problema di cui è censura assoluta, neanche i più complottisti parlano di questa cosa. Io purtroppo ne parlo da parecchio tempo, ma non sono così eminente da scuotere gli animi, però è una cosa che mi ha interessato sempre molto. E quindi a un certo punto, qui è successo non so che cosa, non so, si è mischiato un po' di diapositive, comunque quello che io ho cercato di fare nell'autoproduzione dell'energia, se riuscite a intravederlo tra le varie macchine che ho avuto, è stato quello di utilizzare la tecnologia per ridurre la quantità di idrocarburi da utilizzare in agricoltura. Quindi ho utilizzato dei sistemi solari per pompare l'acqua che veniva raccolta dall'acqua piovana, ho utilizzato dei sistemi per evitare la traspirazione e quindi la pacciamatura, che oggi con il metodo Cappello, che so che qui ne avete parlato, può essere ridotta anche in altre maniere. Comunque pensavo che sempre la risposta dovesse venire dalla tecnologia ecologica, sostenibile. Questi film sono dei film biodegradabili, però sempre tecnologia. E poi sempre di più, perché per ridurre la quantità di acqua, sensori che controllavano l'umidità dell'acqua, perché così in quella maniera potevo essere sicuro che la quantità era minima, era quella giusta che serviva, e poi tubi traspiranti, qualsiasi diavoleria ho utilizzato. E a un certo punto queste cose funzionavano, nel senso che ho cominciato a veramente risparmiare acqua e avere cibo, ma con un solo problema, che queste cose a un certo punto hanno cominciato a rompersi. Porca miseria. E la pompa si blocca, e l'elettrovalvola così, e l'elettronica si opacizza, ci è arrivata l'acqua, insomma, un disastro. E pensa che ti ripensa, un giorno, come il famoso Newton, uguale, mi è venuta un'idea. Dico, ma se noi quest'acqua, invece che dargliela da sopra, gliela dessimo da sotto? E quindi ho cominciato a fare dei piccoli esperimenti e immaginare un sistema di agricoltura dove non si fa altro che imitare la natura, perché lei
non sbaglia mai. E quindi cercare di fare che cosa? Di mettere a disposizione delle piante l'acqua e fare in modo che sia la pianta stessa a decidere quanta prenderne, perché la pianta non si sbaglia. Invece noi nell'agricoltura siamo noi che ci arroghiamo il diritto di sapere di quanta ne vuole e siamo noi che sempre dobbiamo mettere mano. E invece in questa maniera, prova che ti riprova, ho iniziato prima con un piccolo bancaletto e quindi ho creato una sorta di faglia acquifera sotto la terra e prova che ti riprova con bancaletti sempre più grandi fino ad arrivare a coltivare veri e propri estensioni e ottenere dei risultati, devo dire, piuttosto soddisfacenti. Ovviamente è una cosa di cui se ne parla poco, il libro è appena uscito e fortunatamente ci sono già un sacco di persone che mi stanno scrivendo, dicendo, perché uno dei vantaggi di questo sistema, che è nato da una mia esigenza personale, non avendo acqua, che è una cosa che mi sono così dimenticato di dirvi, che dove ho deciso di vivere, nonostante ci sia un bosco meraviglioso, la montagna nella quale sono ospitato è una montagna calcarea, dove tutta l'acqua se ne va giù e quindi non ci sono corsi d'acqua, non ci sono ruscelli, non ci sono sorgenti, non c'è niente di tutto questo ed è stato tra parentesi uno dei motivi per i quali ho cominciato a occuparmi di energia, proprio perché per cercare di autoprodurmi tutta l'acqua che mi serviva in quanto non avevo la possibilità di averne altrimenti. E sempre grazie alla scarsità dell'acqua, perché ho scoperto che un'altra cosa, che l'uomo quando è in mancanza, è in difficoltà, dà il meglio di sé. Quindi quando c'è abbondanza il cervello funziona poco, quando c'è la tensione, la premura di arrivare a ottenere qualche risultato, tac, arrivano i colpi di genio. E così è stato. E questo sistema devo dire che sta funzionando molto bene, ci sta regalando tanti soddisfazioni e oltretutto consente di coltivare laddove non c'è il terreno. Perché un altro dei problemi che io avevo è che avevo l'orto a 600 metri di casa, quindi ogni volta che dovevi andare a prendere una carota ti veniva il mal di testa l'idea di fare 600 metri per andare a prendere qualche cosa. Questa cosa mi ha consentito di poter coltivare vicino casa, a pochi metri, anche dove non c'è il suolo, anche su un terrazzo, anche su un tetto di una casa. Stiamo realizzando un tetto di una casa fatto come un orto, tutto il tetto, un terrazzo che regola il calore, quindi riduce l'assorbimento del calore da parte del tetto, in più diventa anche il tuo frigorifero per poter montare sul tetto di casa e andarti a servire. Tutto questo è facilmente realizzabile con materiali di riciclo, di recupero, con mattoni, bancali, pezzi di finestre, qualsiasi cosa, e dà risultati molto interessanti. E mi auguro che provate magari inizialmente con un solo vaso, ma i risultati sono davvero molto incredibili. Tra parentesi, consente di avere una densità di cultura molto elevata senza dover rispettare le distanze, perché il terreno diventa molto accogliente, e oltretutto aggiungendo artificiosamente a questo terreno dei lombrichi si crea una lombricompostiera naturale per il quale i lombrichi poi automaticamente continuano a fertilizzare in continuazione il suolo, rendendo un risultato piuttosto interessante. Bene, detto questo, vi do le ultime informazioni di servizio sulle attività che, se magari qualcuno può essere interessato, realizziamo presso il Parco delle Energie Rinnovabili, perché il mio obiettivo chiaramente è proporre cose che chiunque possa realizzare in autonomia. E i prossimi appuntamenti che ho su corsi sull'autocostruzione sono il 16 di settembre sull'autocostruzione del collettore solare, il 17 sull'autocostruzione dell'orto autoirrigante, il 23 di settembre ci sarà una visita guidata del PER,
Dal 30 all'1 c'è il corso Vivere off grid, cioè vivere senza bollette. Il 2 c'è il corso di autocostruzione di un impianto fotovoltaico autonomo. Il 7 facciamo un corso di base del metodo Wim Hof, di cui non vi ho parlato, ma che fa parte delle riduzioni tecnologiche e del potenziamento delle tecnologie interne che ciascuno di noi ha, e per poi finire ad ottobre le attività con il 14 che c'è un'altra visita guidata del PER. Io vi ringrazio dell'attenzione. Il microfono, poi ti arriva il microfono. Dato che ha accennato le batterie di sale, se è una bufala o perché me ne sono arrivate... perché da quando c'è stato questo servizio delle Iene mi hanno mandato tipo miliardi di messaggi: ma non ci hai mai detto delle batterie al sale, ma com'è possibile? Le batterie al sale esistono da anni, Sì. anni. Okay. C'è solo un problema che è stato omesso nel servizio, che purtroppo le batterie al sale, per mantenere l'elettrolita liquido, hanno un autoconsumo di energia molto elevato, cioè hanno bisogno di temperature all'interno della batteria di 200, 250, anche 300 gradi, e questa cosa chiaramente è stata un po' omessa per motivi televisivi, diciamo come cosa. Però funzionano, non è che non funzionano, hanno il vantaggio chiaramente di non avere rischi di combustione, tutte quelle cose che avrete sentito dire sicuramente sul litio, che sono in parte vere. Chiaramente non esplodono come se fossero palloncini ad una festa di ragazzini di 5 anni, però hanno dei rischi, ovviamente vanno tenute in considerazione. Le batterie al sale hanno questo difetto, diciamo, e hanno un altro piccolo difetto, che è normalmente la quantità di energia che può entrare. Quindi hanno una buona capacità di erogazione di quantità di energia che esce, ma hanno un limite di energia che entra. Quindi a parità di investimento, se è una questione di soldi, è preferibile al momento, dico al momento perché sulle batterie si stanno facendo degli investimenti multimiliardari, cioè hanno capito che il problema è che l'energia sarà rinnovabile, vuoi o non vuoi. Sarà rinnovabile. L'energia solare è già pronta, disponibile, perché è una tecnologia economicissima. Oggi abbiamo toccato i minimi storici dei costi del fotovoltaico. Chiaramente il problema è immagazzinarlo. Quindi ci sono investimenti e ci saranno dei progressi molto importanti su questa cosa. Allo stato attuale, cioè commerciale, cioè se io esco e vado a comprare le batterie, oggi le tecnologie più promettenti sono quelle al grafene, cioè i cosiddetti supercondensatori. I supercondensatori è una tecnologia che esiste da sempre, da quando esiste l'elettronica, e hanno il vantaggio di avere una grande capacità di assorbire energia e tanto di restituirla, e non essere un accumulo chimico ma un accumulo elettrolitico, quindi di fatto hanno una durabilità molto superiore agli accumuli chimici, e quindi si prevede che batterie supercondensatori arrivino tranquillamente a durare 20-25 anni. Non che le batterie al piombo non lo facessero, perché anche le batterie al piombo, che oggi vengono viste come i demoni, in realtà sono delle tecnologie molto valide. Il problema della batteria al piombo è che va mantenuta e ha dei limiti di temperatura entro i quali va fatta lavorare. Però a parità di investimento, a mio avviso, per quello che ho avuto io opportunità di testare personalmente, le batterie all'avanguardia in questo momento sono i supercondensatori, che costano come le batterie al sale. Quindi costano il doppio delle batterie al litio, attenzione, quindi non è tutto oro quel che luccica, ma hanno dei vantaggi energetici secondo me superiori al momento. E anche le batterie al piombo, che purtroppo non possono essere utilizzate nei sistemi connessi in rete, hanno ancora secondo me delle cose da dire. Il problema è che per motivi commerciali non vengono certificate per la connessione in rete, però è possibile farsi degli impianti fotovoltaici ancora con le batterie al piombo e avere degli ottimi risultati con investimenti significativamente più contenuti di quelle con il litio o dei supercondensatori, chiaramente. Chiaramente vanno amate.
Questa è una particolarità che non vi ho detto durante la presentazione, perché sennò dice questo è proprio matto completo, okay? Che tutti i sistemi di energia rinnovabile hanno una componente fondamentale che non va mai dimenticata: l'amore. Vanno amati, nel senso che non si può avere un atteggiamento verso i propri sistemi energetici come quello che voi avete oggi con la vostra caldaia a gas, cioè che se potreste la prendeste a martellate. Okay? In realtà un sistema di energia rinnovabile va amato, coccolato, dobbiamo prendercene cura, dobbiamo sapere come funziona, dobbiamo controllare se stai bene, tutto bene. Non vi immagino e non vi voglio neanche raccontare, se per caso volete immaginarvi un sistema di energia rinnovabile tipo il compostaggio termico o il digestore di metano. Quelli sono delle caldaie viventi. Quindi l'amore deve essere il doppio in quel caso, che tu devi andare ogni giorno lì a controllarli, state bene? Ovviamente sono questioni che oggi per noi sono molto distanti, perché siamo abituati ad avere una relazione con la tecnologia, una macchina, spingo un pulsante e va. Ma nel momento in cui decido di essere autonomo, cioè di voler sposare l'armonia con la natura, io non posso trascurarla e devo averci cura e attenzione, e non posso delegarlo a qualcun altro, devo farlo io personalmente. Questo almeno è il mio personale opinione in merito a questo argomento. C'era lui che mi voleva chiedere qualcosa. Volevo sapere dove verranno svolti gli appuntamenti. Sì, tutti questi appuntamenti vengono svolti al PER, il Parco delle Energie Rinnovabili. Trovate all'ingresso, c'è un piccolo volantino dove c'è scritto l'indirizzo, il sito internet nel quale potete magari scrivere la newsletter se volete, per avere informazioni dei corsi e delle attività. La maggior parte dei corsi li svolgiamo lì in Umbria, sono corsi che si possono ottenere anche a livello residenziale, però spesso mi capita anche di organizzarli in giro per l'Italia, ma il vantaggio di farli da me è che ovviamente voi avete sott'occhio e sotto mano tutte le possibili coniugazioni delle applicazioni tecnologiche e le potete capire qual è la reale dimensione e qual è il vantaggio, oltre a poterci vivere e dormire magari e capire qual è la situazione, come funziona, come è fatto. Questo è un po', diciamo, la cosa che caratterizza questo tipo di attività. Ok, grazie. Prego. Altre domande? Vai, perfetto. E con l'idrogeno come la mettiamo? L'idrogeno è chiaramente, anche questo è un argomento molto vasto, e diciamo che secondo me l'idrogeno è un argomento percorribile se viene prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili. Questo è l'elemento di base. Poi, come poterlo utilizzare efficientemente, anche in questo campo gli argomenti sono molto vasti, nel senso che sto facendo delle piccole sperimentazioni. Voi immaginate che addirittura in Svizzera già esiste un'azienda che costruisce degli accumuli di idrogeno stagionali. Che significa? Siccome in Svizzera il sole c'è raramente, questi durante l'estate con l'impianto fotovoltaico producono l'idrogeno che immagazzinano dentro delle grandi bombole e poi durante l'inverno se lo consumano per essere autosufficienti. Chiaramente sono esperimenti alle prime armi. Chiaramente il problema dell'idrogeno è la pericolosità esplosiva e le alte pressioni a cui va tenuto, che chiaramente sono dei limiti non da sottovalutare, ma se prodotto con sistemi rinnovabili io penso che avrà alcuni sviluppi, non quello che ci vogliono far credere che verrà distribuito nella rete nazionale, perché questo è praticamente al momento attuale impossibile, perché per poter trasportare l'idrogeno occorrono delle infrastrutture completamente diverse da quelle che abbiamo, e quindi convertire il sistema di metanizzazione in idrogeno comporta degli investimenti strabilianti che al momento nessuno penso potrà utilizzare. Però ha degli elementi, diciamo, positivi. Stanno provando a utilizzarlo anche come combustibile dei veicoli, come combustibile degli aeroplani, che sono settori nei quali servono dei vettori energetici molto potenti, e forse in quegli ambiti potrebbero trarre dei risultati. Questa è la mia visione al momento. Grazie. Prego. Lei ha parlato di grafene,
io sono ignorante, cioè grafene lo conosciamo Sì, per il altri discorso versi. del Covid, per altri versi, e penso siamo abbastanza scettici, ma questa soluzione non lo so. Poi hai parlato di pannelli fotovoltaici, Sì. litio, benissimo. Fra 25 anni, 30 anni, 40 anni, come smaltiamo tutta questa roba che a quanto dicono, si legge, non sanno dove metterli? Sì. Allora, io parto dal più odiato, è il fotovoltaico. Ok? Allora, il fotovoltaico è una tecnologia strabiliante, nel senso che ormai ne parlano tutti, per cui non la vediamo così come una cosa, sì, fotovoltaico lo so, ma vediamo cosa si può fare di meglio. No, ho detto, fermati un attimo. Il fotovoltaico è una tecnologia straordinaria. Il fotovoltaico tra 25 anni continua a funzionare, nel senso che il fotovoltaico, io ho moduli fotovoltaici all'interno del centro che hanno 38 anni e ancora funzionano perfettamente. Hanno avuto un calo del rendimento del 40%, quindi rendono il 60% di quello che rendevano 38 anni fa. Ma se noi consideriamo il decadimento medio di un fotovoltaico rispetto all'aumento dell'efficienza tecnologica delle apparecchiature che potrebbero avere, non c'è confronto. Nel senso che già dalla PlayStation 1 alla PlayStation 5 hanno ridotto il consumo di 10 volte. Okay? Quindi il fotovoltaico, per quanto mi riguarda, è una tecnologia che non ha nessun tipo di problema nello smaltimento. Intanto perché è materiale assolutamente riciclabile al 95%, perché parliamo di vetro, alluminio, silicio, Tedlar è l'unica cosa un po' più scomoda che può essere. Ma quando mai ci siamo posti un problema di smaltire una materia pensando e preoccupandoci tra 20 anni che fine farebbe? Non ce lo siamo mai posto questo problema, mai. Il fotovoltaico ha una caratteristica straordinaria: tu investi qualche cosa oggi che sei certo, quasi, che ti funzionerà almeno per 25 anni all'85%. Ma quale prodotto tu oggi puoi comprare che ti garantisce una vita di 25 anni? Niente. Anche un costruttore, quando ti costruisce la casa, risponde per 10 anni da quando l'ha costruita. E tu hai la possibilità di comprare questa tecnologia. Questa è una tecnologia straordinaria. È ovvio che poi siamo obbligati a utilizzare il litio, ma non è colpa del litio, è colpa del sistema industriale. Perché se i sistemi di distribuzione dell'energia elettrica non fossero stati regalati ad aziende private, noi oggi avremo un'azienda nazionale che fornisce l'energia elettrica a tutti con il beneficio massimo dello sviluppo dello Stato, delle case, delle aziende, perché quando è stata fondata l'Enel aveva questo scopo. Quando tu volevi avere l'allaccio dell'Enel e abitavi in cima alla montagna, ti portavano il cavo dell'elettricità in cima alla montagna, senza chiederti niente. Oggi se tu devi mettere un palo che sta a più di 1 chilometro di distanza dalla centrale, ti sparano magari 15.000 euro, 20.000 euro di investimento, perché hanno regalato quel sistema ad un'azienda privata che deve lucrare su di te. Quindi se il fotovoltaico e l'energia elettrica fosse realmente come dovrebbe essere, io non avrei proprio bisogno di avere le batterie. Ok? Perché io produco l'energia, la do alla rete, la rete se la rivende alle aziende a bassissimo costo e la sera io mi potrei ricomprare gratuitamente barattando l'energia come era stato, se qualcuno se lo ricorda, si chiamava primo conto energia. Il primo conto energia, si chiamava scambio sul posto, prevedeva che io potessi prendere la stessa quantità di energia che cedevo alla rete. Scambio sul posto. Questa cosa improvvisamente, per garantire problematiche che esulano dall'aspetto tecnologico ma invece entrano nell'aspetto sociale e politico del nostro paese, è stata
cancellata. Noi tutti che abbiamo avuto accesso al primo o il secondo conto energia, perché il primo era stato fatto solo per i 4 amici loro, il secondo a qualcuno è riuscito ad entrarci, è arrivata una letterina a casa mia e c'era scritto modifica unilaterale di contratto, una tipica espressione della nostra società, okay? Che toglieva lo scambio sul posto e mi obbligava a comprare l'energia quando io ne avevo necessità e mi veniva dato 4 spicci per quella che io immettevo nella rete. Okay? Questo è stata un'operazione che è frutto di un problema sociale e politico, non tecnologico. Quindi la tecnologia purtroppo oggi in un sistema di autoproduzione energetica cerca di mettere una pezza a un problema che invece non avrebbe motivo di esistere, perché se noi tutti avessimo un impianto fotovoltaico connesso alla rete senza batterie, costo dell'investimento, un impianto da 3 kW oggi potrebbe costare 3.000 euro senza problemi, okay? Tutti immetteremo nell'energia all'interno della rete, tutte le aziende avrebbero energia praticamente quasi a costo zero e la sera quella poca che viene prodotta dai sistemi magari idroelettrici o che si riduce da un punto di vista industriale avrebbe un costo irrisorio che noi potremmo riavere in baratto di quella che abbiamo ceduto durante il giorno. Quindi il sistema sarebbe perfettamente funzionante in Italia. Il problema è che non è così semplice, cioè le cose semplici non possono essere attuate e quindi abbiamo dovuto inventarci batterie, sistemi d'accumulo, tutta una serie di orpelli che ovviamente a me fanno piacere perché mi rendono libero, però mi fanno anche un pochetto rodere, ok? Perché potremmo avere disponibilità energetica in abbondanza a un costo ridicolo, cioè oggi gli impianti fotovoltaici non costano niente, quello che costa è purtroppo il sistema di accumulo che ti obbligano a metterti perché a te ti rode il chiccherone che tu cedi l'energia in rete, loro la vendono al tuo vicino di casa lucrandoci sopra e poi tu la sera ti tocca ricomprarla al triplo del costo a cui loro te l'hanno comprata e che cavolo, a me mi dà fastidio e quindi la blocco dentro casa mia, anche se a me mi piange il cuore. Perché a me ogni volta che l'energia, il mio impianto si ferma perché ha le batterie cariche, non sto consumando energia, è energia persa che io avrei potuto regalare a chiunque, non la posso regalare io, perché siccome me la autoproduco la devo consumare tutta in casa, perché se la regalo a qualcuno divento un produttore di energia. Questi sono problemi sociali e politici, non tecnici. Quindi per me esistono delle problematiche che giustamente è giusto porsi, ma non sono delle entità in cui si vuol far credere. Il problema è più che altro intanto cominciare a risparmiare. Consumiamo meno energia, riduciamo i consumi, efficientiamo quanto più possibile la nostra casa e poi quella porzione che serve magari ce l'autoprodurremo cercando di ridurre quanto più possibile il sistema di accumulo, che indubbiamente ha un certo impatto. Perché ancora oggi non si sa benissimo dove metterlo. Esistono già delle forme di riciclo delle batterie al litio che vengono recuperate e riciclate al 70%, il 30% vengono perdute. E ovviamente il problema del litio non è tanto lo smaltimento, ma quei poveracci che lo devono estrarre dal terreno. Questo sì, ma infatti io a casa mia, per esempio, per una questione etica, ho delle batterie al piombo. Okay? Piombo fatto in Italia, chilometro zero. Riciclabile al 100% perché le batterie al piombo hanno questa particolarità che a differenza di tutte le altre batterie possono essere riciclate al 100%, voi le date indietro e ridiventano delle nuove batterie senza perdere nulla. Mi fanno pensare e credere che siano degli inquinanti, ma non sono inquinanti. Se voi all'elettrauto gli lasciate la batteria e lui fa e vabbè, me la tengo io, no? Chissà chi se la dovrebbe tenere. Lui poi se la rivende a quelli che comprano le batterie perché le pagano al peso, capito? E se le pagano è perché un valore c'è. Quindi attenzione, l'importante è porsi questi interrogativi, ma anche andare a sfrugugliare un pochettino, perché ci sono tante cose che spesso e volentieri conoscerle aiuta e ci dà un'idea più precisa di come dirigerci. Prego. Scusa, no, ti passo il microfono. Volevo chiederti una cosa. Sì. Tu hai il polso della situazione di quelle che, non mi ricordo, forse si chiamano comunità energetiche, cioè la possibilità fra vicinato di potersi
produrre l'energia dal fotovoltaico e anche scambiarla fra noi. Cioè sta nascendo qualcosa, c'è qualcosa che si muove? Diciamo è un risultato interessante da un punto di vista sociale, ma come al solito chi ci guadagna di più non è l'utente finale. Questa è la mia opinione. Sì, c'era la signora. Siete sbloccati. Senta, io volevo chiederle, una volta che c'ha il fotovoltaico, batteria, si carica, scarica adesso, come fa con le bollette? Si riesce a non avere più la bolletta elettrica? Certo. E Non c'è nessuna legge. Lo Stato vuole la bolletta per metterti la televisione, sapere dove sei? No. Si può non averla? Al momento non c'è nessuna legge che ti impedisce di autoprodurti e di consumarti l'energia in casa. Quindi uno ha il fotovoltaico, ha le batterie e può staccarsi? Sospende l'utenza, come se tu non abitassi in casa. Nessuno ti può dire niente. Alcuni comuni rari chiedono l'allaccio alle utenze per l'abitabilità, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente la certificazione dell'impianto per avere l'abitabilità. Una volta che funziona, poi uno si stacca. Sospendi l'utenza, come se tu la casa non la affittasse. Cioè c'è una casa in affitto, non è che ti continui a pagare la bolletta, sospendo l'utenza. E se proprio un giorno ci inventeranno qualche cosa che non serve, questa non la rimandiamo su internet, non pagate più la bolletta e vedrete che ve la staccano sicuramente. Sì. Quando ci costringeranno a fare questo, vedremo. Giustissimo il discorso batteria e sale, perché in effetti io ho lavorato un po' nel fotovoltaico già 10 anni fa, cercavano di produrre quel sistema là e il problema appunto è quello dell'elettrolita. Sulle comunità energetiche, come in tutte le cose, se io ho un esubero di produzione potrei buttare il cavo al mio vicino. La legge te lo impedisce. Certo. Devi passare attraverso l'Enel e quindi di conseguenza continui ad avere il guinzaglio al collo. Non mollano l'osso. Sì. La domanda è, e le batterie, invece di consegnarle, avete provato, parlo delle batterie al piombo che sono quelle più economiche, diffuse, non hanno prestazioni alte, però si mette qualche batteria in più. Avete provato a riparare, a creare dei sistemi, rigenerando in autonomia anche quelle, invece di portarle e conferire all'elettrauto? Sì, purtroppo non è semplicissimo lavorare con la fusione del piombo, perché comporta, diciamo, la realizzazione di laboratori artigiani che potrebbero essere realizzati ma non sono facili. Diciamo che il problema del deperimento delle batterie al piombo nasce dal fatto che i produttori anche di piombo, il piombo nelle batterie non ce lo mettono e quindi, nel senso, c'è il piombo, ma non quanto se ne potrebbe mettere, perché chiaramente la logica dell'obsolescenza, che è una logica, chiamiamola complottista, è realtà. Quindi anche un produttore di batterie non è il buon samaritano e quindi anche lui stesso purtroppo riduce la quantità del piombo e conseguentemente le batterie hanno una durata limitata. È famoso il caso storico delle famose batterie Planté, che non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare. Sono delle batterie che venivano utilizzate per le centraline di telecomunicazione sui pali, qualcuno forse con i capelli bianchi se le può ricordare, erano una specie di trapezzi attaccati ai pali della luce che avevano una durata di 40 anni. Ok? Quindi sono batterie fatte 65-70 anni fa. Quindi il piombo funziona. Chiaramente è più scomodo, ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di progettazione tecnica, e una cosa che purtroppo nella modernità si sta tendendo a fare è deprofessionalizzare l'installazione.
affinché chiunque la possa mettere in opera. Quindi far installare apparecchiature di maggiore complessità progettuale comportano una difficoltà maggiore a trovare chi le installa. E quindi questo è un altro dei motivi di abbandono per andare verso una direzione dove tu basta che attacchi il cavetto e tutto funziona. Un po' la logica della Apple, diciamo così, piuttosto io prendo Apple perché sono sicuro che attacco questo e tutto si connette, quando prima invece è la cosa non si funziona e mi infilo e mi rifaccio. Quindi anche questo sulla tecnologia ha il suo peso. Purtroppo per la produzione delle batterie, se volete potete andare a vedere un progetto interessante che si chiamava Open Source Ecology, che è un progetto di tecnologia aperta nel quale vengono forniti piani e progetti per realizzare una comunità autosufficiente, dalla produzione di un trattore a cingoli elettrico alla costruzione della batteria per l'accumulo fotovoltaico. Ci sono tanti esperimenti, ovviamente io mi sono cimentato in tante cose, la realizzazione delle batterie al piombo è stata piuttosto complicata e quindi oggi preferisco utilizzare sistemi commerciali, con i limiti che questo comporta, però utilizzare le batterie al piombo ci consente di avere un accesso a un accumulo importante con un costo del 30, a volte 50, a volte 60% più basso delle batterie al litio, ma non ti consente di collegarle alla rete, quindi devi fare necessariamente un impianto ad isola. Oh, vi siete sbloccati, eh? Buonasera. Buonasera. Una domanda sull'acqua potabile. Sì. Tu la recuperi dall'acqua piovana, sì. Poi che processi utilizzi? Allora, il trattamento dell'acqua per quanto mi riguarda ha 4 strade diverse, nel senso che per evitare di potabilizzare tutta l'acqua che raccolgo ho delle potabilizzazioni differenziate a secondo dell'uso. Quindi ho una potabilizzazione base per l'uso, diciamo, tecnico, che toglie solo le impurità più grandi per evitare il danneggiamento delle pompe, per l'irrigazione e il funzionamento dell'acqua non potabile. Poi ho un trattamento antibatterico fatto con i raggi ultravioletti e una serie di microfiltrazioni per quanto riguarda l'uso potabile non alimentare, perché chiaramente nell'uso alimentare purtroppo l'acqua piovana si porta dietro tutti i residui della modernità e quindi dell'antropizzazione. Quindi l'unica maniera per poter eliminare questi residui nell'uso dell'acqua piovana è quello di avere un'osmosi inversa. Quindi per l'uso alimentare, quindi sia per l'acqua da bere sia per l'acqua, diciamo, a uso di preparazione dei cibi, ho un ulteriore trattamento che viene fatto con l'osmosi inversa. Per l'immagazzinamento, una volta che l'acqua è stata osmotizzata, viene immesso dell'ozono che previene il formarsi successivo di cariche batteriche che magari si possono generare dopo. Tutto questo ovviamente non è certificabile, quindi è una strada che ciascuno fa a proprio rischio e pericolo. Insomma, non sono cose che nessuna azienda oggi certifica, perché non è consentito, diciamo, non è previsto l'uso dell'acqua piovana per uso umano, anche se ci abbiamo campato per tutti gli anni passati. Altre domande? Ok. Vi ho sfinito? Bene. Ringraziamo tutti, ringraziamo Alessandro con un bel applauso. Grazie.